Una buona giornata, un buon mercoledì 5 febbraio a tutti i telespettatori di Sveglia Trieste, ben ritrovati, prima ora che dedicheremo come sempre alla rassegna stampa, poi in questa mattinata avremo ospite Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, con noi tra le 8 e le 9, e poi dalle 9 alle 10 invece torna Zeno Saracino, giornalista e docente. Oggi assieme a lui parleremo della storia dell'ex hotel Obelisco. Tele4 aveva realizzato qualche settimana fa un piccolo tour all'interno della struttura di Opicina in compagnia dell'imprenditore Vincenzo Settimo, che ha rilevato l'immobile e che ci ha parlato della sua futura riqualificazione nelle intenzioni proprio della sua azienda e della sua impresa di costruzioni, che la riporterà a nuova vita. E quindi parleremo con Saracino del passato dell'ex hotel Obelisco fino ai giorni nostri. Andiamo con ordine leggendo le previsioni del tempo. Fino a giovedì l'anticiclone presente sull'Europa garantirà sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile e secco. Nel fine settimana una depressione in quota si isolerà sulla Francia, facendo affluire correnti più umide da sud in quota nord-orientali invece al suolo. Per oggi, mercoledì 5 febbraio, cielo in prevalenza sereno con qualche possibile velatura nel corso del pomeriggio, forte escursione termica con gelate al mattino in pianura e temperature miti di giorno, zero termico a 2500 metri, temperature minime tra i 2 e i 5 gradi, massime 11-14 gradi centigradi. Per domani giovedì 6 febbraio al mattino cielo sereno ovunque con possibili gelate in pianura, dal pomeriggio poco nuvoloso con possibile presenza di nubi basse nel Tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora, debole al mattino, moderata dal pomeriggio, zero termico in calo da 2500 a 1100 metri, temperature previste le minime fra i 3 e i 5 gradi, le massime 10-13 gradi centigradi. Cominciamo con una breve carrellata delle prime pagine nazionali per vedere i titoli di oggi della stampa cartacea. Alta tensione sui migranti, al Masri oggi i ministri in aula, Crosetto, torniamo all'immunità parlamentare, Meloni attacca il Partito Democratico sull'arresto del tesoriere a Salerno, si speculava sui permessi, Mantovano al Copasir. La foto invece ci porta in Svezia, spari nel campus per adulti, orrore in Svezia, una strage, almeno 10 le vittime, morto il killer, escluso per ora un atto terroristico, almeno 10 le vittime, leggiamo, in un attacco con armi da fuoco in un centro di formazione per adulti a ovest di Stoccolma, il campus Risberska di Orebro. Ci sono anche diversi feriti, alcuni gravi, suicida l'attentatore. Qui la foto delle forze speciali svedesi che circondano il campus per adulti a Orebro, dove si è consumata la strage, il campus Risberska, come abbiamo detto, che ieri è stato oggetto di questo atto criminale da parte di un uomo. Addio all'Aga Khan, il principe che creò la Costa Smeralda, aveva 88 anni. A Milano invece in aprile il Salone del Mobile che vale 16 miliardi. Non scordiamoci di Alberto, scomparso in Venezuela, scrive Cardo Verdelli. Ora un patto istituzionale tra politica e magistrati, invece l'intervista con il ministro della difesa all'interno di pagina 3 del Corriere della Sera. L'Europa disunita alla meta, scrive Giuseppe Sarcina, economia e armi al centro dei dibattiti europei. Trump e l'Iran, se mi uccidono verrà annientato. Stati Uniti, l'incontro con Netanyahu, ho lasciato l'ordine di annientare l'Iran se mi ucciderà con un attentato. Con queste parole il presidente americano ha atteso l'incontro con il leader israeliano. Io e Netanyahu, ha detto poi, siamo una combinazione imbattibile, i palestinesi non vorranno tornare a Gaza. L'Unione Europea stia attenta, il mercato va difeso, parla Mario Monti, e poi l'Isca d'attesa riporta Massimo Gramellini giocando sulle parole e occupandosi nel suo articolo di commento in particolare di sanità. Andiamo alla Repubblica, l'ONU accusa al-Masri, Mantovano al Copasir attacca la Procura di Roma, ha violato il segreto nel dossier sulla Libia del Consiglio di sicurezza, la brutalità del generale sui migranti, tra cui diversi bambini. Oggi Nordio e Piantedosi in aula per chiarire sulla liberazione del torturatore, polemica sulla diretta televisiva. Il reportage con gli aiuti dentro il deserto di Gaza,
con l'elicottero che sbalza in volata, scende rapido a 3.000 e poi a 2.000 piedi, poi 1.800, curva verso ovest, quando riprende la traiettoria la visuale è senza misericordia. Una recinzione malmessa separa due mondi di qua, verso oriente, prati verdi e serre. Il kibbutz Kisufim, assaltato da Hamas il 7 ottobre, di là solo la terra è rimasta nuda, senza più frutti, senza abitanti, Gaza. Per almeno 1 chilometro di profondità l'esercito di Netanyahu ha cancellato ogni cosa, così l'inviata della Repubblica Gabriella Colarusso. Trump riceve Netanyahu agli Stati Uniti il controllo della striscia nel vertice tra i due presidenti. La Cina impone i controdazi all'America, Google nel mirino nel pacchetto globale del commercio, strage nel campus, almeno 10 morti e siamo in Svezia, l'approfondimento delle pagine 6 e 7 di Repubblica. Qualcosa si muove a sinistra, scrive Stefano Cappellini, difesa europea più unita e meno spesa, scrive Carlo Cottarelli. La Stampa, orrore svedese, lo mette in primo piano l'episodio a ovest di Stoccolma, strage in una scuola per migranti adulti a Orebro, almeno 10 morti, ucciso anche l'attentatore, un disoccupato. Tamas, c'è chi soffia sulla paura, c'era una volta la Stoccolma felice. Questi sono i due titoli degli articoli che poi commentano e corredano la notizia di ieri, di questo assalto alla scuola per adulti a Orebro. Vi racconto Toscani, il mio primo maestro, le scenate di Valentino e l'offerta di Antonioni, qui il ricordo firmato da Andrea De Carlo. Se l'educazione non è più un diritto, scrive invece Francesco Profumo nel dibattito, l'Italia non protegge il talento femminile. Altro titolo in apertura in evidenza, Iran e Gaza, la sfida di Trump, il vertice con Netanyahu, von der Leyen e i dazi, trattiamo con Donald ma anche con la Cina. Nell'analisi, nella striscia, la tregua continuerà. E parliamo di nuovo del Medio Oriente. Al-Masri, la verità di Nordio e Piantedosi che verranno ascoltati in queste ore. Da Reagan al tycoon, scacco al liberalismo, e poi come cambia l'economia, Foti, patto con gli Stati Uniti e a marzo un nuovo PNRR. Andiamo al Fatto Quotidiano, Nordio, nuova piroetta, imprecisioni dall'AIA, il ministro oggi in aula con Piantedosi sullo scandalo Al-Masri, smentita Meloni, non decise il governo per la sicurezza della nazione, l'errore fu nella CPI e ora torna il limite di 45 giorni per le intercettazioni. Salva abusi, Sala avverte il Partito Democratico e litiga col Consiglio Comunale, impunità, l'ex assessore Maran in tour pagato dai palazzinari. Riporta il Fatto, nuova raccolta fondi della Fondazione Umanitaria del Fatto con quella Forame. Core de Alcatraz assicurerà lavoro e rinascita a tante donne vittime di violenza. Il Tribunale dei Ministri, Conte avvisato da Lovoi, altri esposti sul Covid e si torna indietro di qualche anno. Lo vuole pure Lanci, Forza Italia e Partito Democratico e i sindaci che dissestano possono tornare, per arrivare poi a un altro argomento, o meglio il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio, Salva Milano, che è tutto un dire, non è Milano la città, ma è proprio scritto in questa maniera. Andiamo al Libero, soldi e migranti che circo il Partito Democratico, arriva lo show in aula in diretta TV. Per coprire lo scandalo del tesoriere che si faceva pagare per finti permessi di soggiorno, i Dem preparano la gazzarra su Al-Masri, il premier, sistema criminale, l'avevo denunciato. Il sudanese che ha accusato mezzo governo, in Italia non mi sento libero. Meloni ha un prestigio internazionale unico, dice Carlo Messina, numero 1 di Intesa San Paolo. La vera partita in banca è la sovranità finanziaria, secondo nell'editoriale, secondo Mario Secchi. Ragazze a scuola con il velo, le prof devono identificarle. Integrazione mancata a Monfalcone e da Libero il richiamo a un fatto del Friuli Venezia Giulia. Elli vuole imitare la Spagna ma non sa come funziona. Schlein chiede la settimana corta, Trump e Dazi più Thatcher e meno Macron per l'Europa, scrive Daniele Capezzone. Torneremo poi sulla questione Monfalcone, lo faremo però quando sfoglieremo il piccolo. In sole 24 ore, lavoro, in 20 anni persi 2 milioni di giovani, raddoppiati gli over 50,
Tra gli effetti più dirompenti, l'irreperibilità delle figure richieste dalle imprese, rischio sulle pensioni, tra 50 anni ogni 100 giovani ci saranno 312 anziani, l'esonero contributivo e il cuneo fiscale aumenteranno la busta paga delle madri. L'analisi industria e nascite, tandem virtuoso, nell'articolo a pagina 3. Dazi, scatta la ritorsione cinese, ora l'oro è record a $2.845. L'ISCAT, da rivedere la gara per l'A22 del Brennero riguardo le concessioni autostradali. Nella A22 Modena-Brennero, il collegamento strategico con i mercati europei, c'è qualcosa da rivedere, dice l'ISCAT. Medio Oriente, Trump incontra Netanyahu, chiudere la guerra a Gaza. Il successo cinese tra velocità e dimensioni, il punto di forza sulle infrastrutture. Banca Intesa parla Messina, nel 2024 il risultato migliore di sempre. Auto di lusso, Ferrari, conti da record, più 11,8% di ricavi, premio annuale di 14.400 euro ai dipendenti. La linea anti-migranti invece negli Stati Uniti, boom delle società che gestiscono le prigioni. L'articolo poi è rimandato a pagina 5. Aggressore suicida in Svezia, la strage, 10 morti in una sparatoria a scuola e di almeno 10 morti e numerosi feriti. Il bilancio di una sparatoria avvenuta a Orebro in Svezia in una scuola per persone adulte. Le autorità affermano che non si tratta di terrorismo. Andiamo ad Avvenire, che titola in aula il caso Al-Masri e dall'ONU altre accuse, fissata per oggi la doppia informativa di Nordio e Piantedosi alle Camere con diretta televisiva. Nel rapporto 2024 degli investigatori delle Nazioni Unite sulla Libia, tutti i traffici del generale. Legambiente, peggiora la qualità dell'aria, polveri e smog, 25 città fuori legge, traffico delle città in tilt, allevamenti intensivi e cammini ancora troppo obsoleti, e questo è il mix micidiale sottolineato dagli ambientalisti che fa alzare la concentrazione di smog e inquinamento nei principali capoluoghi italiani. Maglia nera si conferma Frosinone con 70 giorni di sforamento delle polveri sottili, seguita da Milano con 68, Verona con 66, Vicenza con 64, Padova e Venezia con 61. Le città italiane con aria irrespirabile salgono a 25 ed erano 18 un anno fa, ed è a pagina 8 il dettaglio di questa notizia. Trump non molla sui dazi, l'Europa guarda a Pechino, von der Leyen media sulla linea dura franco-tedesca ma cerca una sponda. Congo, cessate il fuoco per aiuti d'emergenza. L'avanzata dei ribelli, approfondimento pagina 4. Andiamo allo sport con, aspettate un secondo che chiudo questo annuncio, con la Gazzetta dello Sport. Sono un diavolo alle 21 ai quarti di coppa il messicano e Joao Felix sono pronti a entrare, Ranieri scatena i big. C'è Milan-Roma, Gimenez scalda San Siro, è proprio lui che viene indicato in copertina con anche poi la scritta che riguarda il Milan. L'Inter invece vede viola con la Fiorentina, Inzaghi chiede lo scatto a Çalhanoğlu. Tra domani e lunedì le partite che vedranno tanto il Milan quanto l'Inter disputare contro le dirette avversarie. Che Bologna Dea fuori, Castro gol e semifinale, Scamacca si opera intanto KO dell'Atalanta a Bergamo per quanto riguarda la Coppa Italia. Milan da re, Motta ora a 2 Juve, Toro rinforzato, al Napoli serviva di più. Questo è il pagellone dopo la chiusura del mercato di gennaio. Fantastici 4, l'Italia e l'oro mai visto nel parallelo mondiale. A Saalbach subito azzurra con le sciatrici e gli sciatori della nazionale italiana. Questa è la Gazzetta dello Sport. Il Corriere invece dello Sport, stretto al colo, Juve, Thiago non cambia modulo, gerarchie definite, Muani titolare, Vlahovic il tandem della discordia, il serbo parte in seconda fila, nonostante il gol all'Empoli, rinnovo sempre più lontano dalla sua possibile cessione, i soldi per prendere il francese. Dybala agita il Milan, capolavoro Bologna, Coppa Italia, semifinale in palio a San Siro alle 21, Ranieri
schiera la Roma dei big e convoca i nuovi, con Seisao porta Gimenez in panchina. Italiano si conferma uno specialista, Castro elimina Gasperini, è finita 0-1. Carica Joao Felix, non vedo l'ora, il talento portoghese tenta il rilancio in Italia e lo fa proprio con il Milan. Gourna Ghisolfi ha evitato la beffa, il Milan ha provato a soffiarlo alla Roma in extremis e poi Okamen per Conte, Noah avrà il 9 di Osimhen. Okafor sceglie il numero dell'ex centravanti dello scudetto del Napoli. Inter, Çalhanoğlu part-time, Inzaghi deve gestirlo dopo l'infortunio. Domani al Franchi, all'occasione di agganciare il Napoli, Hakan non può giocare 90 minuti, Palladino lancia la Fiorentina Made in Italy, 15 azzurrabili, così scrive il Corriere. Milano-Cortina farà scuola, il presidente Malagò a un anno dai giochi, coinvolgere due città, una scelta che anche altri seguiranno. A marzo il primo collaudo della pista di bob, questa Olimpiade in casa, non compensa l'occasione persa di Roma 2024, ha riferito Malagò. Rivolta Real, accusa la Liga di corruzione, il KO con l'Espagnol, inquadrato anche l'allenatore Ancelotti, e poi un Como stile Hollywood nell'analisi del mercato con la squadra che senza dubbio è una delle sorprese anche di mercato di questa Serie A, con acquisti e nomi importanti per una neopromossa. Questi i titoli nazionali in una carrellata veloce e anche in qualche modo sintetica. Non sono stati tutti i quotidiani nazionali presi ad esame, ma un gruppo a campione. Andiamo adesso all'interno del piccolo, che invece si concentra sulle questioni locali, ma tanto quanto anche quelle nazionali, visto che ci sono nelle prime pagine le notizie dal Medio Oriente, dalla Svezia e altro ancora. Partiamo con la prima pagina, accoltellato in zona rossa. Qui siamo a Trieste, in realtà, altro episodio in pieno giorno, grave il ferito assalito da più individui, una rissa poi subito dopo in largo Barriera e l'accoltellamento è accaduto nell'area di Piazza Garibaldi, la vittima si è trascinata da sola fino all'ingresso dell'ospedale Maggiore. Ancora sangue a Trieste in pieno giorno davanti ai passanti nel cuore della cosiddetta zona rossa, lo vedremo tra poco dal servizio di Gianluca Paladin. Nicab a scuola, è il momento di introdurre delle regole. Alle pagine 2 e 3 c'è un rimando a questa notizia, a questo episodio che si è verificato a Monfalcone. Quegli ultimi SMS di Patrizia prima di sparire dal Natisone, vi ricorderete quella tragedia dei ragazzi che si erano recati sulle sponde di un Natisone che in quel momento aveva una situazione come dire, di calma rispetto alla poi burrascosa invece innalzamento del livello dell'acqua che ha poi inghiottito i tre ragazzi, e Tele4 come TV12 in particolare sono stati in diretta e molto attenti a tutta la dinamica sia del durante che del dopo questo triste episodio. La fotonotizia invece ci porta a Gorizia e Nova Gorizia. Federica parla proprio di Go 2025, pietra miliare per la nuova Europa, passaporto per sentirsi liberi, è il commento di Luca Ubaldeschi nell'inserto di oggi del piccolo proprio su Go 2025. Verso la giornata inaugurale dell'evento il Presidente dice un'occasione per l'intera regione. Ancora argomenti dalla prima pagina, il caso morta a causa di un batterio preso in ospedale, la figlia denuncia, ricoverata un'anziana, è morta secondo la denuncia presentata dai familiari per infezione, Asugi avvia un'istruttoria, il processo maltrattamenti e lesioni, pasticcere condannato, 4 anni di reclusione per il 71enne Roberto Mosenic, era il titolare della pasticceria Sant'Onore di Opicina. Nella notte a San Giovanni pneumatici tagliati, 29 auto in sosta, gomme tagliate infatti a 29 vetture, pesante raid vandalico nella notte lungo viale al Cacciatore. Andiamo all'estero, la Cina reagisce, dazi al 15% sul carbone e gas degli Stati Uniti, questa è la guerra commerciale, governo in aula su Al-Masri, l'informativa in diretta TV, dopo le polemiche, perché oggi si rispolvera l'immunità, scrive Carlo Bertini. Intesa si sfila dal risico, 6 miliardi di dividendi nelle scalate
nella finanza, poi Generali ha firmato per l'acquisto di Palazzo Carciotti, ieri la firma nel salotto azzurro del municipio. Il libro, Quando è notte su quel confine, lo scrive Merito Lusso, pagina 30, e poi la storia, il sindaco sceglie di cambiare nome, lo vedremo a pagina 27 nello spazio dedicato alle notizie della provincia. Niqab a scuola, va vietato, appello della politica dal Partito Democratico a Forza Italia, l'ufficio scolastico scrive a Roma. Prima di vedere i dettagli da queste 2 pagine del Piccolo, andiamo a riprendere il servizio di Laura Buccarella, che ieri si trovava proprio a Monfalcone per capire di più su questa notizia, ma anche rispetto al fatto che ha sentito subito dopo i 2 candidati per la poltrona di sindaco a Monfalcone, ovvero Luca Fasan della Lega e Diego Moretti del Partito Democratico. Il caso delle 4 studentesse di Monfalcone che vanno a scuola con il niqab, il copricapo che copre appunto la testa e il volto, ma anche con l'abito che copre tutto il corpo fino ai piedi, sta facendo molto discutere qui in città, nella città di Monfalcone. Ci troviamo davanti alla scuola professionale l'Isis Pertini, dove le 4 studentesse tutte le mattine vengono sottoposte a un controllo della loro identità in una stanza appartata prima di andare a lezione. Le stesse lezioni in qualche caso, in qualche materia, sono adattate alla loro particolare situazione, come nel caso dell'educazione motoria. Abbiamo sentito su questo tema, molto sentito qui in città, i 2 candidati a sindaco di Monfalcone, Fasan e Moretti. Queste sono scelte che derivano da un lavaggio costante, puntuale, giornaliero, quotidiano del cervello che queste ragazze hanno all'interno delle loro famiglie e che le portano poi a questi tipi di conseguenze. Ma quali scelte personali? Qua ci sono ragazzine che sono state velate a 8 anni e vogliamo farci passare l'idea che a 8 anni una persona sia già in grado, una bambina sia già in grado di fare simili scelte? Questo è il primo tema. Secondo tema, ma non esiste che la didattica della scuola, con le nostre tradizioni, con la nostra cultura, si debba piegare al volere islamico. Noi come Lega, l'europarlamentare Anna Maria Cisinte con il senatore De Rostro, con il consigliere regionale Caligaris, presenteranno una proposta di legge che sarà molto chiara per impedire, la copertura del volto nei locali pubblici. Mi sono permesso di chiedere all'ufficio scolastico che prenda una posizione in merito chiara affinché la questione non debba essere lasciata alla sola valutazione del dirigente scolastico. Per cui ho chiesto che se la scuola è luogo di integrazione vi sia assolutamente un'interpretazione univoca da parte dell'ufficio scolastico regionale che valga per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia nel vietare a scuola il niqab, non per una guerra di religione, non per ragioni ideologiche, ma perché così non si fa integrazione. E lo ha detto, come avete sentito nell'intervista, Luca Fasan, la Lega vuole la legge antivelo, difesa della dignità delle donne. Lo riprendiamo dal Piccolo nella pagina di riferimento con questo articolo nel taglio basso con l'iniziativa che poi passerà attraverso il Consiglio regionale. Infatti a farsene carico proprio il consigliere e capogruppo della Lega Antonio Calligaris, che proporrà all'Aula un'iniziativa del genere. Giusto garantire le stesse possibilità, ma ci piacerebbe vedere i loro volti. Studentesse e studenti dell'Istituto Pertini, dove si è discusso il tema, c'è chi osserva, forse hanno paura di perdere altri pezzi di identità. Venerdì si celebrerà la giornata dei calzini spaiati, nel segno del rispetto delle differenze individuali. Da noi, da più parti poi si sottolinea, non cambia nulla, è una cultura diversa dalla nostra e la rispettiamo. Queste le posizioni raccolte sul tema. La ritorsione, siamo agli altri argomenti, quelli di politica internazionale. La ritorsione Cina contro dazi agli Stati Uniti, attesa una telefonata tra Trump e Xi Jinping. L'antitrust del Dragone annuncia l'avvio di un'indagine antimonopolio su Google. La battaglia dei dazi parte da Donald Trump, che ha firmato l'ordine esecutivo per imporre i dazi del 10% su tutte le importazioni made in Cina.
Pechino ha risposto varando un pacchetto di misure in vigore dal 10 febbraio che prevedono aliquote del 15% sul carbone e il gas naturale liquefatto, ulteriore 10% sul petrolio, le attrezzature agricole e alcune automobili, i veicoli di grossa cilindrata e i pick-up americani. Riguardo il Messico e il Canada, dopo la minaccia con tariffe al 25%, Washington ha rimandato di un mese l'entrata in vigore delle misure in attesa di un accordo con i singoli governi. Nessun provvedimento è stato ancora preso per l'Europa, ma si ipotizzano dazi al 10% per il vecchio continente su tutte le importazioni. Passo indietro del Regno Unito, Parigi si prepara a rispondere, l'Unione Europea non chiude a possibili negoziati, Stoltenberg nominato ministro in Norvegia. The Donald accoglie Netanyahu con 1 miliardo di armamenti, sul tavolo il cessate il fuoco e il rapporto con l'Iran. Witkoff, Gaza non sarà abitabile in 5 anni. Qui la foto del Benjamin Netanyahu che ha incontrato a Washington Donald Trump e anche Elon Musk. Bibi vede infatti anche il miliardario dopo il presunto saluto nazista, la fotografia è postata sui social. Parte il primo volo di migranti illegali a Guantanamo riguardo le deportazioni. Il carcere di Guantanamo accoglie i migranti espulsi dagli Stati Uniti. I primi voli partiti dagli Stati Uniti sono arrivati a Guantanamo Bay, dove la base navale americana è pronta a ospitarli. Per ora i posti a disposizione sono solo 120, ma l'obiettivo del presidente Trump è quello di arrivare a quota 30.000. Andiamo alla pagina successiva. Aspettiamo un attimo che... Ok, abbiamo fatto un po' di ho fatto un po' di confusione. Ci arriviamo alla pagina successiva, eccola qua. Strage nel campus per studenti adulti in Svezia, 10 morti, un 35enne ha sparato a caso su allievi e prof, diversi feriti, è il peggior attacco di questo tipo nel paese scandinavo. Questo lo leggiamo dal Piccolo, ma l'abbiamo visto anche da praticamente tutte le testate nazionali nella prima parte di rassegna. Un massacro con molte zone d'ombra. Ora di terrore a Orebro, nel centro della Svezia. Poco dopo mezzogiorno i colpi di un'arma automatica rimbombano nel campus della città che ospita diversi centri di formazione per persone adulte, anche per i migranti. In centinaia tra professori e studenti si barricano nelle classi, si nascondono sotto i banchi. Altri si danno la fuga all'esterno. I video mostrano decine di persone che corrono sul selciato innevato mentre risuonano gli spari. Alla fine il bilancio è una decina di morti, imprecisato il numero dei feriti, l'episodio più sanguinoso di sparatoria di massa in tutta la storia svedese. Tra i morti c'è anche l'autore dell'attacco che si sarebbe suicidato mentre è ancora in corso l'identificazione delle vittime, ha fatto sapere in serata la polizia. Il killer, che secondo i media di Stoccolma sarebbe un 35enne, non aveva precedenti, non era noto alle forze dell'ordine e non aveva appartenenze criminali o a gang specifiche, ha detto in conferenza stampa il capo della polizia di Orebro, Roberto Eidi Forrest, senza fornire altri dettagli, tantomeno sul movente della mattanza. Gli agenti in assetto da guerra hanno poi effettuato una perquisizione nella casa dove si ritiene vivesse l'aggressore. La terra trema e Santorini, in migliaia sono in fuga, panico nella perla delle Cicladi, una serie di scosse del tutto inusitate ha colpito l'isola e in attesa di previsioni certe degli esperti molti residenti locali sono fuggiti via dall'isola. Re Carlo III e Camilla ad aprile forse in Italia, per questa visita reale si moltiplicano sui tabloid britannici le anticipazioni dell'annuncio dato ormai per imminente di una visita di Re Carlo III e della regina Camilla nel bel paese, evocata a più riprese negli ultimi mesi in attesa della conferma formale di Buckingham Palace. Fonti di corte citate dalla stampa popolare hanno rotto gli indugi ritenendo che il viaggio pianificato è per il mese di aprile. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per il consueto aggiornamento mattutino rispetto alle segnalazioni e alla viabilità. Buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Prego. Allora, ci sono
grosse novità per quanto riguarda le attività notturne, non sono stati fortunatamente incidenti e non c'è nessun intervento notturno degno della cronaca per quanto ci riguarda. Per la giornata odierna volevo far presente che inizieranno dei lavori di potatura in via delle Docce all'altezza del Civico 10 sia oggi che domani, quindi ci sono dei divieti, attenzione per chi risiede in zona. Ci potrebbero essere dei rallentamenti anche per il fatto che ci saranno sicuramente dei curiosi nella zona di via Donizetti e via Battisti, in quanto stanno girando un film in città e quindi le truppe sono là in zona. In effetti ieri sera abbiamo fatto molte rimozioni in piazza Giotti dove c'erano dei divieti in atto e quindi potrebbero esserci dei problemi magari di persone che stazionano sul marciapiede, curiosi diciamo più che altro. C'è un presidio alle ore 16 fino alle 19 in via dei Lettori che non darà sicuramente fastidio, e alle 12.30 in via Pagliatucci potrebbero esserci dei rallentamenti per quanto riguarda una cerimonia di commemorazione di Giovanni Pagliatucci con deposizione di corone. Altre cose non avrei da dire per la giornata. Bene, grazie all'ispettore capo Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Noi andiamo in pubblicità, visto che sono già le 7:30, torneremo con voi tra poco per la lettura del Piccolo in tutta la sua parte interna, quella della cronaca di Trieste. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo la rassegna stampa di questa mattina con la lettura del quotidiano Il Piccolo. Forza Italia rispolvera l'immunità, ma Fratelli d'Italia teme l'effetto boomerang. Leggiamo oggi dal quotidiano locale, lo vediamo in questo articolo, l'analisi berlusconiani e Lega spingono per discutere subito dello scudo antigiudici per i parlamentari. Meloni invece non vuole distrazioni, meglio concentrarsi sulla riforma della giustizia. In regione il vertice e i malumori, il gruppo del Partito Democratico è diviso dopo lo strappo in aula. In casa Dem si parla di chiarimento, Cosolini soddisfatto, Martinez però non ci sta, non si è affrontato l'accaduto, le conseguenze del voto sul piano oncologico. Di Bert della lista Federica, rivedere lo statuto per ottenere competenze, ha detto il consigliere di maggioranza in questo articolo che abbiamo aperto più per sbaglio che per altro. Centrale di Autostrade Alto Adriatico a supporto della viabilità ordinaria, operativo il nuovo servizio concordato con FVG Strade e l'EDR, copertura anche di notte e nei giorni festivi. In caso di incidenti o altre emergenze sarà la concessionaria a rispondere e attivare il personale reperibile. Terza corsia, completato il 62%, la situazione dei cantieri sulla Venezia-Trieste. Il primo passo a fine 2010, ora sono in esercizio 59 km su 95, nessun aumento di pedaggio sulla rete di competenza della in-house FVG nel biennio 2025-2026. Bici dai Murazzi, il maggiorenne Victor condannato a 16 anni di carcere, era il leader del gruppo che lanciò il mezzo su uno studente. Mauro Glorioso rimase tetraplegico, minori già condannati, 16 anni di carcere per tentato omicidio e senza attenuanti. Così oggi il GUP Odilia Meroni, che ha ridisegnato la condanna per Victor Ulinici, uno dei 5 giovani imputati per il caso del lancio della bici sul lungo fiume dei Murazzi di Torino, che una sera di gennaio del 2023 ferì in maniera gravissima uno studente palermitano, Mauro Glorioso. Troppo pochi sono stati considerati per i giudici i 10 anni e 8 mesi che al termine di un rito abbreviato gli erano stati inflitti nel 2024. La Cassazione, interpellata per salto della procura, cioè senza passare dal grado d'appello, aveva annullato la prima sentenza e ordinato un nuovo passaggio in tribunale perché venisse rivalutata la concessione delle attenuanti generiche che adesso sono infatti sparite. La richiesta dei genitori di Giulio Regeni al Sisi sia testimone al processo. Tajani dice presentarsi in aula sarà una scelta del presidente egiziano, attendiamo ancora che si faccia luce. La CGIL sulle liste d'attesa, riduzione solo apparente sulla sanità in Friuli Venezia Giulia, il sindacato alza la voce.
L'ultimo SMS, vi prego, la supplica di Patrizia mentre l'acqua saliva. Qui in foto i tre giovani che sono morti con la piena del Natisone. Mamma Michaela mostra foto e WhatsApp partiti dal telefono della figlia. Oltre alle 4 chiamate al 112, 3 messaggi a un numero dei pompieri. Per ora ho solo letto, ma voglio anche sentire le telefonate. Mia figlia è stata così coraggiosa da chiedere l'elicottero. Qui vediamo proprio la madre di Patrizia Cormosso che tiene tra le mani una foto della figlia morta a Premariacco, e ci sono le tappe di questa triste giornata. L'ultima foto scattata a Patrizia dagli amici sul greto del fiume appena 5 minuti dopo, come confermano gli atti della procura che indaga per omicidio colposo, partirà la prima chiamata della ventenne al numero unico per l'emergenza. Alle 13:39, 10 minuti dopo la prima telefonata al 112, Patrizia manda un numero dei vigili del fuoco alla propria posizione con il sistema di geolocalizzazione del suo smartphone, e subito dopo 2 video per testimoniare l'improvviso innalzamento dell'acqua del Natisone. Vi prego, Patrizia voleva scrivere nella chat WhatsApp, pur in preda all'agitazione riesce a mandare un ultimo messaggio al suo interlocutore. Sono le 13:53. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i 3 ragazzi saranno trascinati dalla corrente alle 14:10. Queste tutte le ricostruzioni e i volti dei 3 ragazzi. Andiamo alla pagina seguente. È nel villaggio di Andretici, l'origine degli Andretti. L'indagine degli esperti del centro di genealogia di Mattuglie riscrive la storia della famiglia divenuta famosa nel mondo grazie a Mario, campione di Formula 1. Trasporto pubblico a Pola, sempre più green con i 10 bus elettrici, e poi il sindaco di Lubiana Jankovic in campo al fianco di Vučić. L'intervento contro le proteste in Serbia da parte di uno dei politici sloveni più in vista, il governo prende le distanze. Il no dei vertici dell'università al dialogo con il presidente serbo, la risposta negativa all'appello. Flex, sabato corteo a Trieste, difendiamo il territorio, parte oggi il volantinaggio, manifestazione al viale 9:30 da piazza Oberdan, attese anche Confindustria e Regione, il centro-sinistra dice partecipi tutta la città, previsti in chiusura gli interventi dei 2 lavoratori di U-Blox e della Tirso. C'è attesa infatti per questa manifestazione che, prendendo come punto di partenza le crisi Flex, Tirso e U-Blox, chiedono una maggiore attenzione a tutto il comparto industriale della Venezia Giulia. Intesa si sfila dal risico e distribuisce ai soci 6 miliardi di dividendi. Messina dice non entreremo in nessuna operazione di fusione e acquisizione in Italia o all'estero. Qui in questo schema in grigio i numeri del 2024 di Intesa San Paolo. Con Natixis al sicuro i risparmi italiani, Generali torna a chiarire i contorni dell'operazione con i francesi, non si determinerebbe alcun trasferimento di valore fuori dall'Italia, ha assicurato Philippe Donnet. Coin è pronta la cordata, oltre 21 milioni per il rilancio nella catena dei grandi magazzini. La ricapitalizzazione annunciata ieri, tra i sottoscrittori l'ex presidente Marco Marchi e Stefano Beraldo. Poi i piani di crescita di Banca Fininter, affianca l'Abomar, linee per 45 milioni, linea fabbrica salva Caloi, brand delle sedute teatrali, anche in questo caso un'operazione di fusioni e capitalizzazione. Transizione verde e digitale, 18 progetti per la manifattura nel consorzio Triveneto Inest. Superiamo la pagina della borsa, andiamo a quella dell'università, con lo studio di Simone tra i più letti nel 2024, la nuova tecnologia cambia la medicina. E qui la foto proprio del studente Simone Krasevich a sinistra assieme al suo professore Miloš Ajević, che lo studente ha scritto questa ricerca che è entrata nella top 10 di Nature Digital Medicine. In autunno aveva vinto un premio per la prevenzione e la cura del cancro. Alcol e sicurezza stradale, ecco le strategie in campo. La 22enne Brundo ha concluso la triennale in assistenza sanitaria discutendo una tesi sui comportamenti a rischio e sull'importanza della prevenzione.
Siamo già alla prima pagina dell'inserto del Nord-Est Eventi, Nova Gorizia e Gorizia, speranze d'Europa, 8 febbraio 2025, ecco la storia con poi la foto del presidente Mattarella. Siamo all'interno dell'inserto, Go 2025, pietra miliare per la nuova Europa, parla anche il presidente della regione Federica, abbraccio tra città, supera i confini, un passo alla volta, il dialogo ha vinto, lo dicono il vicepresidente della regione e assessore alla cultura Mario Anzil e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Novembre 2019 inizia un sogno, le tappe per arrivare a oggi. Pop, pittura, poeti, l'arte è regina, tra quelle che sono poi le installazioni preparate, le radici millenarie del piano modernista e poi Massive Attack 30 Seconds to Mars e show con i grandi concerti organizzati quest'anno. Go 2025 in France, superstar mozzafiato e maestre delle foto, un anno pazzesco. In foto c'è Robbie Williams che sarà in concerto proprio nel territorio della Venezia Giulia. Andiamo alle notizie di Trieste, generali, firma del Rogito, il Carciotti è stato venduto, siglato il contratto da 13,2 milioni il 9 aprile per il Leone, l'atto definitivo, inizia la riqualificazione, investimento stimato di una 60 di milioni. Quello che vedete è il fianco di Palazzo Carciotti nella sua estensione lungo il canale di Ponte Rosso. Andiamo a sentire di più da Laura Buccarella che ieri era presente nel Salotto Azzurro alla stipula della firma tra le due parti, il Comune e i generali. Dopo il tram Palazzo Carciotti, ma non è finita. Questa settimana arriverà ancora qualcosa. C'è dunque la firma sul contratto di vendita dello storico Palazzo Carciotti dal Comune di Trieste alle Generali, che hanno vinto l'asta pubblica con un'offerta di 13.200.000 euro. Soddisfatto il sindaco Roberto Di Piazza per più di una ragione, dal radicamento sul territorio della compagnia assicurativa alla cessione di un edificio da tempo in stato d'abbandono. Le Generali si sono fermate a Trieste e su questo non abbiamo dubbi. Secondo, hanno comprato Carciotti che era un problema e invece è diventato un'opportunità, perché la mattina quando arrivo lì al semaforo prima lo guardavo come un grande problema, adesso è diventato una grande opportunità. Poi faranno l'Academy per i giovani, per cui sarà qualcosa di straordinario e dopo, ultimo non ultimo, abbiamo incassato tutti i soldi. Le Generali tornano nel palazzo in cui sono nate con l'intento di realizzare un hub di innovazione fronte mare e una parte residenziale, riqualificando anche la passeggiata esterna al palazzo lungo il canale. Un cantiere da non meno di 30 mesi per un investimento sui 60 milioni. I nostri progettisti sono al lavoro, che sicuramente ci sarà un Innovation Lab nella parte fronte mare, sulla parte dietro stiamo studiando, stiamo approfondendo. Sicuramente un'idea che abbiamo è quella di approfondire il tema residenziale. È un bel progetto, è impegnativo, sfidante, ma noi ci siamo come sempre. Il patrimonio comunale si arricchisce di oltre 13 milioni di euro, sui quali il sindaco e giunta hanno già avanzato alcune idee di utilizzo. Oggi abbiamo stipulato questo rogito che, come diceva il sindaco, introita anche delle risorse importanti per oltre 13 milioni di euro alle casse del comune. Saranno spese, come diceva il sindaco, sicuramente Piazza Unità un occhio d'attenzione per opere pubbliche, quindi una somma importante che ci permette di investire ancora in opere pubbliche. Quindi un'operazione 360 gradi che va a beneficio della collettività. Sgomberata l'ex Tripkovic, ma le auto rimangono dentro, lo abbiamo notificato ieri assieme all'assessore Babuder, che scadeva il 31 di gennaio la concessione data alla Confcommercio, ma diverse automobili erano ancora presenti nel largo Città di Santos adibito a parcheggio e lo stesso assessore comunale alle politiche del territorio ha detto domani eventualmente, se ci saranno altre auto, scatteranno anche le multe o le sanzioni o le rimozioni, scusate. Questo ci ha riferito ieri, poi vedremo oggi come si presenterà Largo Santos con la sua veste, quella che avevamo conosciuto dopo l'abbattimento della sala Tripkovic, ovvero una distesa di sassi ma non più un parcheggio temporaneo. 2 risse e un giovane accoltellato nel pieno della zona rossa, un 23enne picchiato e ferito da vari aggressori tra Piazza Garibaldi e Via Pascoli. Indaga la squadra mobile in l'emergenza criminalità. Andiamo a vedere
Il servizio di Gianluca Paladin, che è stato ieri sul posto, ha seguito la scia delle macchie di sangue fino all'ospedale Maggiore, dove di sangue ce n'era parecchio, e lo vedremo in queste immagini. Rissa fra bande in piazza Garibaldi, l'ennesimo grave episodio di violenza in piena zona rossa è sfociato nell'accoltellamento di un ragazzo straniero nella vicina via Pascoli. Il fatto è avvenuto dopo le 16. Secondo quanto preso, un gruppo di giovani stranieri, una mezza dozzina, avrebbe teso un vero e proprio agguato ad altri ragazzi fuori da un bar della piazza. Ancora da appurare le diverse nazionalità dei protagonisti della vicenda e i motivi che hanno scatenato il parapiglia. Sono volati calci, pugni e bastonate. A un certo punto è spuntato il coltello, una lunga lama da cucina. Uno dei giovani è stato raggiunto da diversi fendenti a una mano e al braccio, stava cercando di ripararsi da colpi che avrebbero potuto essere fatali. In qualche modo il ragazzo è riuscito a divincolarsi dagli aggressori e assieme a un amico è fuggito verso l'ospedale Maggiore. La scia di sangue che parte da via Pascoli traccia il tragitto del ferito, che poi è arrivato al nosocomio triestino per chiedere aiuto. Dentro la sala d'aspetto del triage un lago di sangue. I medici hanno subito preso in cura il ragazzo. Per il giovane un trauma cranico, diverse le botte subite alla testa e una grave ferita alla mano, tanto da rendere necessario l'immediato trasferimento all'ospedale di Cattinara. Intanto sul luogo della violenza gli agenti della Polizia di Stato interrogavano i testimoni. Sul posto anche la scientifica per recuperare il coltello. Chi lo impugnava se ne è liberato prima di far perdere le proprie tracce. Infatti la lama è stata trovata dentro un cassonetto dell'immondizia a metà di via Pascoli. Gli investigatori sono partiti con la caccia agli aggressori. Secondo fonti ospedaliere, a causa della gravità della ferita all'arto superiore, si sta valutando il trasferimento del giovane straniero all'ospedale di Pordenone per l'intervento chirurgico al fine di salvargli la mano. Come se non bastasse, mentre andava in scena la rissa in piazza Garibaldi, eccone un'altra in largo Barriera con 4 persone coinvolte, 2 italiani e 2 stranieri. Anche su questo episodio indaga la Polizia di Stato. Ancora dal piccolo e ancora cronaca, maltrattamenti e lesioni alla Sant'Onorè, 4 anni a Mosenic, condannato ieri il titolare della nota pasticceria di Opicina. L'imprenditore era stato denunciato da vari dipendenti, contestate anche delle molestie. Altre auto incendiate nella periferia est, il piromane resta una primula rossa, 2 macchine distrutte dalle fiamme in Erta Sant'Anna, 20 veicoli bruciati in un anno, sempre verso le 3 di notte, fra Campanelle, Poggi Paese e Chiarbola. Auto prese di mira anche negli pneumatici, 29 i mezzi in sosta, strage di automobili a San Giovanni, vandali in azione nella notte, 2 ruote squarciate a ciascun veicolo in sosta lungo la strada. Indagano i carabinieri, ma lì non ci sono telecamere. Sentiamo ancora Gianluca Paladin. 2 auto bruciate qui al capolinea della linea 34 in via Erta Sant'Anna, un altro episodio nella periferia est. Ora si rafforza quindi l'ipotesi di un piromane che sta agendo. Le carcasse delle auto sono già state portate via, l'incendio è avvenuto più o meno alle 3:30 di notte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando. Brutta sorpresa per i proprietari dei veicoli svegliati nel cuore della notte dai militari dell'Arma dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco. Sale l'allarme fra la popolazione. I residenti hanno paura di lasciare la propria auto incustodita. Troppi gli episodi registrati in zone vicinissime fra loro. Le forze dell'ordine hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo. Qualora si trattasse dello stesso piromane, avrebbe iniziato a colpire nel novembre del 2023 fra la zona di Servola e quella di Sant'Anna, per poi toccare nel corso di 16 mesi anche le vie Campanelle, Costalunga, Gravisi, Paisiello e Rogodierno, perpetrato nella stretta salita di Colonkovec che collega la viabilità rionale alla camionale. Tutto nella periferia est di Trieste, tutto in un raggio inferiore ai 2,5 km. Altre piccolo blackout simulato in azienda sanitaria, ma la rete va in tilt, slittano visite e cure. Il guasto a uno dei gruppi di continuità ha bloccato i server, servizio ripristinato dopo 10 ore, stress test per migliorare. Al professor Tiribelli un premio di eccellenza per la ricerca sul fegato dal direttore della FIFA, il Burlo, uno strumento per trattare i pazienti affetti da fibrosi cistica, la donazione dell'associazione. Un nuovo ambulatorio per i dolori orofacciali all'ospedale
maggiore. Poi ancora una brutta notizia di cronaca: l'esposto dei carabinieri morta a Cattinara a causa del batterio preso in ospedale. La figlia denuncia. La 92enne è stata ricoverata per una caduta e ha contratto il Clostridium difficile. Asugi avvia un'istruttoria. Sostegno ai pensionati: i sindacati chiedono esenzioni su Tari e IRPEF per le politiche sociali rivolte ai pensionati e alle persone anziane. In 5.000 a scoprire gli abiti della Carrà, mostra prorogata per San Valentino al Magazzino 26, posa del busto di Baden-Powell, canti e giochi scout in Pineta, il 23 febbraio l'inaugurazione della statua del fondatore del movimento, poi un forum online per contribuire al piano regolatore comunale sul sito del municipio. Lo strumento consentirà di indicare su una mappa digitale beni culturali da tutelare, punti panoramici da valorizzare e aree degradate da riqualificare. Ieri la presentazione con l'assessore comunale Michele Babudeli. Il sindaco di San Dorligo cambia nome: scelgo la dicitura slovena Alexander. Fu registrato Alessandro per la prepotenza di un impiegato e ora valuta di tornare al cognome italianizzato dal fascismo. Così il sindaco a San Dorligo della Valle d'Olina, Alexander Coretti, fresco del cambio nome da Alessandro ad Alexander. Rilasciati 1510 permessi digitali, i cartacei erano a quota 5.600, parliamo dei parcheggi a Muggia, e sempre di parcheggi parliamo ma anche per Aquilinea, nuovo stallo per mamme proprio in arrivo ad Aquilinea. I Verdi contro la SIOT a San Dorligo della Valle: i disagi sono reali, affermano a mezzo stampa. 160 pasti al giorno e 30 tonnellate di cibo donati grazie al progetto Buonfine di Coop. E poi le storie dell'archeologia urbana a Trieste con l'incontro alla Stelio Crise. Che cosa ci dice l'asteroide Bennu? Scrive Fabio Pagan nella rubrica Laboratorio. Il duello triestino nel biliardo, invece la finale nord-est, Amplain Triestino nella terza prova del circuito nord-est della specialità carambola a 3 sponde. Pierpaolo Vattovani a destra nella finalissima ha battuto il compagno di scuderia Miroslav Mutavcic, entrambi dell'Accademia Biliardi di Roiano, e quindi tutta triestina la finale in questa disciplina. Il ricordo, calciatore, tipografo e allenatore, le 1000 vite di Pino Plesnik tra partite a carte notturne e linotype. Andiamo alla cultura. Sul confine orientale scende la notte. Domani alla Lovat Pietro Spirito presenta il suo giallo storico uscito da Guanda, una storia ambientata a Trieste negli anni della guerra fredda tra spie e golpe. Il ritorno dei Borboni in piazza Transalpina con il viaggio a Reims, ancora titoli. Rossetti gela per accogliere lo Swan Lake on Ice nello spettacolo proprio allo stabile del Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, restyling alabardato, la Triestina si è rinnovata e non poco nel mercato invernale. Adesso mister Tessera è una rosa con 2 scelte per ruolo. L'attacco, oltre alle conferme di Vertainen e Olivieri, si è rinforzato grazie agli arrivi di Udoh e di Strizzolo, che è l'ultimo arrivato in casa giuliana. Gli alabardati under 17 con un rigore di Bandi battono i rivali di Pesaro e volano in vetta nel calcio giovanile. Per il calcio femminile, ragazze pronte per fase 2, si parte domenica in casa. Una mina vagante, l'ex biancorosso Pecile, ora assistente del Granada, esalta le qualità di Trieste. La squadra di Christian, dice, ha un organico competitivo, alle Final 8 potrà stupire. E qui vediamo proprio Pecile, assistente del Granada, che si sta gridando a alcuni dei giocatori della sua squadra. Basket Trieste KO con Udine, Contovel sconfitto da Sacile nella Serie C regionale. Invece la squadra è al lavoro, la prima squadra della pallacanestro Trieste, verso Brescia prosegue l'inserimento di McDermott, l'ultimo arrivato nel roster di Arcieri e di Christian. Nicotera, un record dolce amaro, in rugby 6 nazioni, felice ma la Scozia ci ha battuto. Per l'azzurro triestino 20 placaggi nella sconfitta 31-19 allo Stade Français, abbiamo commesso troppi errori. Sabato pronti per affrontare il Galles. Per i tuffi a Eindhoven Diving Cup, la Triestina Summer
Conquista 14 medaglie, trasferta positiva. La pallamano, promozione più vicina, la vittoria contro Mascalucia ha consolidato il primato, coach Carpanese frena il lavoro, non è ancora finito e smorza un po' l'entusiasmo anche per una questione di concentrazione e perché no di scaramanzia. Valsugana Trento escluso, Dinamo Gorizia già salva nella Serie B interregionale di basket. Parallelo d'oro, esordio con il botto degli azzurri ai mondiali di Saalbach, primo titolo della storia conquistato nello slalom a squadre. La tarvisiana della Mea si gode un altro podio, non ce l'aspettavamo, 6 anni fa vinse il bronzo. Il calcio di Coppa Italia, Bologna in semifinale, stasera il verdetto di Milan-Roma che darà un'altra squadra per il prossimo turno della Coppa Italia. Tennis, Bellucci sfida Medvedev a Rotterdam, sarà Mattia Bellucci, 23enne lombardo, arrivato numero 81 al mondo, lo sfidante agli ottavi del russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 dell'ATP 500 di Rotterdam. Il match inizierà non prima delle 19:30, avanza Alcaraz che supera in 3-7 l'olandese Van der Zandschulp in 3-7, 7-6, 3-6, 6-1. Ottavi anche per Matteo Arnaldi, ma nel 500 di Dallas dove sfiderà lo spagnolo Davidovic Fokina. Questo per il tennis. Siamo arrivati al termine anche della lettura del quotidiano locale Il Piccolo, siamo arrivati alle programmazioni della serata sulle TV in chiaro e le pay TV. Noi ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco con noi Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ci vediamo tra poco. Come se la legge non avesse più senso. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi, ben trovato. Ciao Bernardo, buongiorno a tutti gli amici anche da casa. Avremo dei collegamenti nel corso della mattinata assieme a Gianluca Paladin, ci arriveremo però con ordine. Stavamo parlando e ci sono anche diverse mail, Cinquepalmi ne leggo un paio perché introducono l'argomento gioco forza. Oggi i fatti di cronaca che abbiamo notificato ieri in qualche modo hanno avuto un impatto. E quindi ci scrivono: l'ennesimo episodio di cronaca avvenuto ieri pomeriggio in via Pascoli dimostra che le chiusure anticipate delle attività commerciali sono completamente inutili e sortiscono l'unico effetto di vessare e mettere in seria difficoltà i commercianti. Pertanto sarebbe il caso che il Comune ritiri immediatamente questa ordinanza e pensi al coinvolgimento anche della cittadinanza con misure strutturali per garantire la sicurezza. Un'altra mail dice: buongiorno, si può ancora dire così? Ieri 3 azioni criminali in un giorno e oggi quante risse, coltellate, rapine più varie ed eventuali assisteremo? E i vertici responsabili dell'ordine pubblico diranno che la città è sicura? E se poi qualche agente intervenisse a difesa del cittadino, a quali conseguenze legali andrebbe incontro l'agente stesso? Mi fermo qua, continuando a scrivere potrei incorrere nel reato di ingiuria, scrive Piero. Questo per fare un po'... Sulla chiusura dei locali, certi locali vanno chiusi. Ma no dopo mezzanotte, certi locali vanno chiusi, punto, a prescindere, perché hanno un brutto giro, sono frequentati da persone da delinquenti, hanno magari anche una gestione un po' alla Carlona, giusto per incassare, giusto per portare a casa la giornata. Poi ci sono altri locali, io penso ad esempio la zona rossa e Piazza Verdi, a me fa sorridere un po', è dietro la prefettura, ci sono piene di telecamere, magari concentrare le energie da un'altra parte sarebbe più giusto e più interessante. I signori hanno detto la vera verità. Oggi uno si sveglia e non sa quello che succede. Poi ho sentito l'altra settimana qua in collegamento c'erano degli ospiti dell'opposizione che parlavano ancora dell'integrazione, che bisogna aiutarli, che questi qua non hanno la possibilità di frequentare gli oratori. Ma di cosa stiamo parlando? Questi qua sono la feccia delle persone che girano per strada, sono delinquenti. Questi qua tirano fuori il coltello per 10 euro, oppure semplicemente perché uno è kosovaro, uno è albanese. Allora questi qua si tagliano incurandosi di chi hanno vicino, perché abbiamo visto anche l'altra volta lo scippo e la rapina alla signora anziana. E questi qua mi continuano a parlare di integrazione, che bisogna capire, ma capire cosa? Cioè se qua non si capisce, l'unica cosa che va capita c'è che bisogna intervenire in modo duro, pesante, serio, applicando le leggi, perché le leggi ci sono, ma abbiamo dei giudici che non so per che motivo non le applicano, perché se uno fa una rapina, uno scippo e lo vediamo dopo una settimana andare in giro,
Ma che sono minorenni? Ma chi se ne frega che sono minorenni? 17, 16 anni, non me ne frega niente. Allora, se questi, ma magari non hanno neanche qua i genitori, bene, chi garantisce per loro, chi incassa per loro, deve anche, non solo incassare, ma deve anche rispondere se succede qualcosa. Non è possibile che uno arriva in ospedale, vede quello che è successo, questo qua che forse perde le mani. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dove siamo? Nell'Ottocento? Abbiamo una telefonata. Stiamo vivendo in un periodo dove ci sono solo diritti. Tutti hanno il diritto di fare qualsiasi cosa. Ma secondo me veramente siamo lontani dalla realtà. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Sono Daniela, Prego, mi riferisco proprio ai fatti di ieri. Sì. Io per caso mi trovavo in un altro orario, no? E ho visto naturalmente le forze dell'ordine davanti ad Onda, praticamente il negozio. Sì. E ci sono dato il cambio con i carabinieri, mi sembra, poi non so. Però io dico una cosa, io capisco che fanno il loro lavoro e tutto quanto, però per me servono a poco star là fermi, e non li critico, chiacchierano tra di loro, perché magari nella via un po' più in là succede qualcosa. A stare fermi, secondo me, poco serve. Io dico, per una mia idea, a parte che secondo me non dovrebbero proprio starci qua, perché Trieste è diventato uno schifo ormai, non si può andare più da nessuna parte, ci sono solo loro, io devo sempre guardarmi alle spalle, perché se mi rivedo dietro ho paura o che mi rubino la borsetta o che qualche pazzo mi dia anche qualche coltellata, perché chiaramente sono arrivata a questo punto. E anche al mattino, non si parla di sera qua, qua si parla al mattino. Sono dappertutto, sono nei bar, sono per strada, e tra l'altro ieri mi è successa una cosa che mi è data parecchio fastidio. Sono passati in 4-5, mi guardavano con un sorrisetto ironico, perché io non è che sono pazza, mi invento le cose, e sono proseguiti. Io non ho detto niente perché essendo donna, essendo da sola, non voglio creare ulteriori casini, diciamo così. Sì. Però qui si parla tanto, mi scusi se mi permetto, però di concreto non vedo nulla. Io penso che anche se sono là serve a poco, perché le ripeto, le cose succedono nelle vie limitrofe e quindi non si potrà mettere ad ogni via una pattuglia, anche perché non c'è il personale. Certo. Quindi penso che oltre che parlare bisognerebbe fare qualcosa. Chi può dare, più, che i carabinieri possono fare qualcosa di più? Perché non serve a niente. Io ho visto e ho letto che li portano in carcere, stanno là un giorno e il giorno dopo sono liberi comunque. Quindi noi triestini, tra l'altro, oltre come ha detto nella mail, vengono praticamente castigati quelli che hanno i negozi, perché ormai poi la gente vede i carabinieri, vede la polizia, si avvicina anche malvolentieri, no? Giustamente, perché ha sempre paura che succeda qualcosa, però bisogna agire in modo che questi se ne vadano da qua, perché soprattutto quelli che delinquono a noi non servono a niente. Questa è la mia opinione, e poi vorrei vedere se qualcuno farà qualcosa, perché così non andiamo da nessuna parte. La ringrazio, buongiorno. Grazie signora. Io ricordo a tutti gli amici anche da casa, avete presente adesso cosa è successo nuovamente con l'Albania? Sì. Adesso di nuovo questi di nuovo hanno detto che è una cosa sbagliata, che è pericoloso mandarla a queste persone, però la Danimarca farà la stessa identica cosa, lo farà con i carcerati stranieri, li mandano in Kosovo, e non mi potete dire che in Kosovo invece è tranquillo, però là nessuno dice niente. Questo in Danimarca si può fare, in Italia non si può fare. In Italia qualcuno dice che non c'è integrazione, ma in tutti questi anni voi avete mai sentito delle forme di razzismo da parte degli italiani verso la comunità cinese? No. No, perché questi qua arrivano qua con i propri soldi, indifferente, magari in maniera... Noi questo non lo sappiamo, certo. Ma arrivano qua, producono, lavorano, si creano una propria posizione, creano del commercio, ovviamente più a vantaggio loro che a vantaggio nostro. Certamente. Però non sono dei delinquenti, quindi nessuna forma di razzismo contro un'altra etnia, ad esempio quella cinese, oppure nessuna neanche forma di razzismo contro un'altra religione. Pensiamo ai testimoni di Geova. Nessuno è mai andato a infierire contro i testimoni di Geova, perché sono persone che lavorano, si svegliano, a posto. Il massimo che potranno fare è suonarti il campanello la domenica mattina alle 8:30. Ma non ho mai sentito episodi fuori dalla chiesa che hanno loro. Quindi di cosa stiamo parlando? Che razzismo? Che integrazione? Qua non si parla che bisogna integrarli. Penso adesso al caso anche di Monfalcone. In quella scuola hanno ragione.
Cioè, è mai possibile che io come insegnante non so neanche il volto di chi è in classe? Cioè, mi potrebbe arrivare chiunque al posto di quella studentessa. Eccoci. E questi qua possono anche andare in giro, magari possono essere anche ragazzi vestiti in quella maniera che fanno finta di essere delle ragazze, per poi essere tranquillamente liberi di delinquere. E ovviamente qualcuno all'opposizione ha già cercato il caso di razzismo. Hanno ragione, uno non si può presentare a scuola bendata, chiusa, con solo gli occhi che si vedono. Oppure io devo cambiare il tipo di programma perché le loro esigenze sono diverse dalle nostre. Ma di cosa stiamo? Ma che integrazione è questa? Se loro si vogliono integrare, hanno tutti gli strumenti per farlo, perché possono andare a scuola, possono frequentare i ricreatori, gli oratori, come è stato detto l'altra volta dal consigliere Russo. Ma che oratori? Gli oratori della Chiesa? Noi adesso ci lamentiamo che non possono frequentare gli oratori, che comunque anche là io non ho mai sentito nessun prete che butta fuori qualcuno, che se c'è un ragazzo che vuole frequentare un oratorio è libero di farlo, sì, anche se è di un'altra religione, e questo è un dato di fatto. Quindi di cosa stiamo parlando? Possono andare negli ospedali, possono fare quello che vogliono, studiare, possono anche, e si vede purtroppo, ahimè, hanno più diritti loro anche nelle case popolari. Cioè, ho ricevuto non più tardi l'altra settimana delle telefonate delle persone che abitano appunto nelle case ATAR con dei coinquilini che fanno confusione a tutte le ore della notte e nessuno può intervenire. Questi qua che abitano nei condomini hanno paura a uscire dalla porta, a magari suonare la campanella alle 4 di mattina perché quelli dei piani di sopra fanno feste con musiche assurde. Hanno paura di andare a suonare la campanella e dire: scusate, io tra 2 ore vado a lavorare. Ma dove stiamo scherzando? I diritti, noi non abbiamo più neanche il diritto di poterci difendere. Le forze dell'ordine, ha ragione la signora, stando ferme, servono, tra virgolette, come deterrente. Sì, come immagine. Come immagine. Però non è che io metto 4 auto, 2 pattuglie e 10 agenti a mo' di cartonato. Sarebbe magari utile che queste persone anche passeggiano. Sarebbe anche inutile una cosa che io ho sempre chiesto, che da parte delle opposizioni si era una elevata discussione, l'unità cinofile. Perché facciamo una camminata su e giù per Piazza Garibaldi con le unità cinofile, non un cane, portiamo 2 o 3 cani e vediamo in mezz'ora cosa succede. Che anche là, io ho il cane, prendo uno che sicuramente ha sostanze stupefacenti, lo trovano, lo portano in caserma e poi nel giro del pomeriggio lo ritroviamo là in Piazza Garibaldi. Allora, cioè, il meccanismo ormai veramente si è rotto. Se non si capisce questo, che bisogna bloccarsi, fermarsi e ripartire da zero, sì, ma ripartire come era una volta. Però faccio la domanda da $1 milione. Come si riparte? Allora, cioè, quando qual io, è il punto quando che io serve ero, per... quando io ero ragazzo, ormai ho 47 anni, ma quando avevo... giovane. Sì, non più tanto giovane, però ok. Ma quando avevo 12, 13, 14, magari io sono nato nel rione di Servola e andavo a Borgo San Sergio, passava la pattuglia dei carabinieri, l'agente dei carabinieri era libero di uscire dalla macchina, era libero, se rompevo le scatole, di prendermi per l'orecchio e riportarmi a casa. Mio papà e mia mamma non si sono mai lamentati che un carabiniere o l'ispettore mi ha inveito contro, dicendo: cosa fa qua, te la finita di rompere le balle, ti torni a casa e magari con tutta la compagnia, uno da una parte, uno dall'altra. Cioè, questo era quello che faceva la gente quella volta. Se oggi un agente dei carabinieri fa una cosa simile, viene subito ripreso dalla parte della comitiva. Se magari questo ragazzo è anche uno straniero, viene anche passato per razzista. Cioè, questa sarebbe prevenzione. Però è cambiata la cultura lì. Sì, perché adesso ci sono troppi, ma bisogna aiutare, bisogna fargli parlare col psicologo, l'educativa di strada, bisogna capire. Loro devono capire che non devono fare certe cose. Non è che io devo capire il perché loro lo fanno. Loro lo fanno perché sono ignoranti, arroganti, prepotenti, delinquenti. Allora io devo capire questo e poi io devo trovare la soluzione per loro. Allora, se tu sei un delinquente che abbia 18 anni o 15 anni, in un solo posto devi stare, chiuso.
Non puoi andare in giro, perché dopo per 10 delinquenti che vanno in giro rompono le scatole per 100. Poi ci sono i ragazzi triestini, i ragazzi autoctoni che magari hanno paura, non vanno più in giro la sera, vengono appunto, come ha detto anche la signora, sai, io sono signora sola, non volevo girarmi e dire qualcosa perché hai paura. Allora, è mai possibile che io ho amici della mia età che vanno alle 2, all'1 di notte a prendere le figlie che hanno ormai 18-19 anni, diciamo che è un'età abbastanza grande, 18-19 anni, uno all'1, 1 e mezza, 2, può anche tornare a casa da solo e non può. Ma è normale che mia nipote che ha 16 anni non va in autobus? Perché lei dovrebbe prendere la 10, la stessa ora che prendono tutte quelle persone che vanno a mangiare la della Caritas, e ogni volta che mia nipote monta in quell'autobus, ben che vada, gli fanno i raggi dai piedi ai capelli. Non è una cosa normale. In un mondo normale questo non deve succedere. Invece qua noi tolleriamo, capiamo, ma bisogna capire che sono in difficoltà. Ma che difficoltà? È venuto fuori ieri la notizia. 8.000 euro per pagare, per avere i permessi di soggiorno. Casualmente un esponente del PD, ma lasciamo stare questo. Ma di cosa stiamo parlando? Questi qua sono persone che arrivano qua con un'unica idea, di fare quello che vogliono. Delinquere e nient'altro. Perché lavorano con me. Io ho persone che assieme a me lavorano, ma veramente di tutte le etnie. Sono persone che sono qua, chi da 20 anni, chi da 10 anni, chi da 5 anni, ma arrivano in orario, sono tranquilli, lavorano, hanno una famiglia, non hanno mai complicato la realtà per nessuno. Allora, ma ce ne fossero di queste persone, ma arrivano qua già con i documenti, arrivano qua con la famiglia con l'intenzione di lavorare. Non arrivano qua senza documenti, tu mi devi dare e tu mi devi fare. Cioè queste persone non devono neanche entrare in Italia. È giusto quello che si sta cercando di fare, come arrivano dirottata verso l'Albania. Giusto, un paese a caso. Ma perché si sta cercando di fare là. Certo. E ti posso assicurare che con le leggi e con le persone che ci sono in Albania, questi non fanno i casini che sono successi 2 settimane fa a Gradisca. Che perché devono essere rimpatriati, hanno dato fuoco, hanno ferito 9 agenti. Ma dove stiamo? Ma dove siamo? Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Poi abbiamo anche diverse mail, ce ne sono parecchie. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Niente, allora leggo le mail, poi casomai recuperiamo se la linea si è interrotta. Ma cosa si intende per allontanamenti? Allontanamenti fino a dove poi? Gli si dà una pacchetta sulla spalla e gli si dice di non farlo più. Funziona più o meno così? Chi delinque si sposterà semplicemente più in là. Trovo tutto alquanto ridicolo, l'ennesima presa in giro per i cittadini. Buona giornata, scrive una telespettatrice. Buongiorno, una cosa assurda, trovo il DASPO per zona, interdire per alcuni giorni una certa zona e così vanno a delinquere in un'altra. Devono essere messi in galera o spedirli del tutto fuori da Trieste, ancora meglio dall'Italia. E la seconda mail. Buongiorno a te e al tuo ospite, anche oggi dallo studio sento belle parole contro la delinquenza in città, colpa degli extracomunitari clandestini, ma purtroppo non sento mai nessuna soluzione. Il consigliere di Fratelli d'Italia è disposto assieme a me a organizzare delle ronde per difendere i nostri concittadini. Basta... Anche stasera. Basta chiacchiere, ci vogliono i fatti, scrive Giorgio Marchesic, portavoce della Federazione dei Territori Liberi di Trieste. Il PD non ha voluto contrastare l'emergenza criminalità parlando dell'immigrazione solo come un'occasione di integrazione. Ora tornino alla realtà, scrive ancora un telespettatore. Inizia così la guerra tra i poveri. È un altro commento. I disastri di questa immigrazione selvaggia senza alcuna possibilità di integrazione graveranno sulla città per anni a venire e gli esempi di altri paesi europei sono stati già evidenti, ma la sinistra al caviale della gente non gli importa nulla. La magistratura è un bel problema per l'Italia, non se ne può più. È sconvolgente scoprire questa città sporca di sangue e inciviltà, la cultura del coltello e dei visi celati non è la soluzione per un'auspicabile integrazione. L'ultima mail, buongiorno sono Giuliano, chiedo cortesemente all'ospite se sa dare delucidazione di una casa famiglia per minorenni che entrerà a breve in funzione a San Giacomo, via dei Giuliani 2, con appunto minori stranieri principalmente dal Bangladesh. Non c'è stato nessun incontro né informativa degli abitanti del rione, l'assessore Tognoli interpellato non ha saputo dare nessuna informazione, grazie e buon lavoro. Questi sono un po'
I commenti arrivati negli ultimi minuti, prego. 5 Palmi. Di questa casa famiglia non so, ho cercato anch'io di informarmi, nessuno ha saputo dirmi niente, non so se è una cosa, sarà di qualche privato, non ho la più pallida idea, mi sto informando anch'io perché ho sentito e anche perché abito nel rione di San Giacomo, quindi ho un doppio interesse, anche un interesse personale. Le altre mail erano tutte più o meno nella direzione del, diciamo, del contrasto a una criminalità, a fatti e non a parole, anche a un pugno duro. Bisognerebbe assolutamente applicare le leggi che già ci sono, perché non è che bisogna fare altre leggi o nuove leggi. Semplicemente se vieni arrestato, se vieni fermato, tu puoi prendere dai 3 ai 10 anni, indifferente, io ti do il massimo della pena, perché tu devi aver paura di fare il delinquente in Italia. Invece queste persone non hanno paura, perché tanto non succede niente. Tanto non succede niente. È mai possibile che addirittura uno è arrivato adesso con la nave, con la barca, e questo qua ha denunciato la premier Giorgia Meloni? Perché ha liberato, ma in che mondo siamo? Cioè noi viviamo in uno stato dove la sinistra è contenta se qualcuno denuncia o se un piano per salvaguardare gli italiani fallisce. Ma abbiamo mai sentito una parte politica che rema contro gli interessi dello Stato? Cioè secondo me è una cosa che non può essere. È come avere come che io nel mio ristorante dove lavoro c'è un cameriere che porta e uno che ribalta. Cioè, ma dove siamo arrivati? E magari quello che ribalta è felice perché così ha danneggiato il pranzo. Cioè, ma non può essere. Bisogna remare dalla stessa parte. Abbiamo due visioni diverse, ma la prima visione deve essere quella di salvaguardare il cittadino. Se questi qua dopo 10 anni, gli ultimi 10 anni che sono al governo, non hanno ancora capito niente, ancora parlano che bisogna accogliere, bisogna capire, bisogna mandarli via, bisogna chiudere. Se noi qua, è successo perché è accaduto, da Trieste ci sono stati fatti dei rimpatri verso la Slovenia, questi qua sono arrivati in Slovenia con delle associazioni italiane, con degli avvocati italiani, hanno fatto ricorso e hanno vinto ricorso. Sono stati riammessi a Trieste con tanto di pagamento per i danni. Ma siamo fuori. Ancora tempo fa questo. Questo qua ancora tempo fa. Mi ricordo. Dove un ministro dell'interno viene indagato perché ha bloccato una nave di clandestini. Ma siamo fuori, ma siamo pazzi. Era il caso Rackete. Sì, il caso Rackete. Questa qua sperona la capitaneria di Porto e gli danno ragione, non solo, viene anche candidata. La Salis, che viene candidata all'Europarlamento e viene messa anche a Commissione Case. E questo l'ho letto. Cioè, ma siamo alla follia. C'era Ciriani. Caso Somaoro che aveva la moglie, sappiamo quello che succede. E questi qua anche sono candidati. Questi vengono portati avanti. Cioè, ma ancora parlano, sì, perché adesso siete voi al governo. Sì, noi cerchiamo di governare. Nel nostro piccolo, nel comune di Trieste, i consiglieri comunali veramente non è che possono fare per quello che riguarda la giustizia. Uguale anche il sindaco. E il sindaco può fare quello che sta cercando di fare. Andare a rompere le scatole e boom boom boom, battere come un martello dove serve, perciò che vengano create l'attenzione. Ecco, è chiaro che questo è a capo del governo, la sicurezza. Sì, certo. Però si sta facendo il possibile. Eppure noi siamo ancora qua con persone che vengono arrestate e poi rilasciate. Pensiamo alla gente ucciso in caserma. Casualmente questo qua, abbiamo visto tutti i filmati, no? Come maneggiava le armi. Gli si è data l'infermità mentale. Ah, ok, Meran, sì. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Se lui è pazzo, io cosa sono? Perché se io non ho quella capacità, fortunatamente, di usare un'arma o di difendermi in quella maniera. Questi qua sono persone che arrivano qua con una certa idea e vogliono fare quello, prendere possesso di quella zona, prendere possesso di Piazza Garibaldi, prendere possesso di quell'altra via e delinquere, perché sono dei delinquenti. Io vivo a contatto ogni giorno, avendo anche dei figli giovani, sento tutte le varie storie. Ci sono solo ragazzi che spacciano, vanno in giro con i coltelli. Cioè, uno si sveglia la mattina, prende le chiavi di casa, prende il tirapugni, prende il coltello e va via. Cioè, ma dove siamo? Non so, secondo me stiamo vivendo
E ancora chi li giustifica? Si sta vivendo veramente in un mondo parallelo, in un multiverso, non può essere. Allora, dovremmo avere Gianluca Paladin, se non subito tra poco, il nostro collegamento per vedere la situazione del parcheggio che non dovrebbe essere più un parcheggio, perché sono scaduti i termini, di Largo Città di Santos. C'eravamo già ieri mattina, c'era qui al mio posto Laura Buccarella, lì c'era sempre Gianluca Paladin, torniamo da lui, buongiorno Gianluca. Sì, ciao Bernardo, buongiorno anche al tuo ospite. Sì, allora le transenne che delimitano i parcheggi, le aree sosta sono state completamente rimosse, quindi sta procedendo la dismissione del park della zona ex Tripkovic. Poche macchine rispetto a ieri, erano molte di più, erano il quadruplo praticamente, quindi tanti cittadini sono riusciti a portare via in tempo le proprie automobili. In fondo però ci sono ancora le transenne invece che delimitano la rampa d'accesso a testimonianza proprio del passaggio interdetto, quindi non si può parcheggiare. Proprio ieri tu, Bernardo, tra l'altro avevi intervistato l'assessore alle politiche territoriali Michele Babuder, che avvisava, come abbiamo fatto noi in realtà, di procedere alla rimozione del proprio veicolo, perché sennò si potrebbe insorgere in multe, sanzioni. Poteva scattare la sanzione, ma poteva anche scattare la rimozione forzata, cosa che insomma è sempre una brutta sorpresa. Un parco utilizzato per i 2 mesi, quello di dicembre e di gennaio, a beneficio della cittadinanza, utile lo è stato, però insomma la concessione scadeva il 31 e quindi di gennaio, e quindi ovviamente adesso non si può più parcheggiare. Niente, noi siamo tornati qua chiaramente perché dopo la mattinata di ieri, che siamo rimasti anche un po' sorpresi di vedere così tante auto, perché molti hanno preso magari il treno e non erano nemmeno a Trieste, ci siamo sincerati che la situazione fosse cambiata. Non mi ricordo cosa ti aveva detto l'assessore Babuder, Bernardo, per caso che entro oggi, no? Doveva essere completamente liberato il park, che non è più il park, proprio per evitare quelle sanzioni e quelle multe che sarebbero state combinate, oppure la rimozione forzata. Così magari non sarà, lo speriamo. Invitiamo ancora una volta la cittadinanza a sbrigarsi a portare via il proprio veicolo per evitare amare sorprese. Vedremo a questo punto anche domani, Bernardo, ormai diventerà una costante. Sarà il collegamento fisso per almeno tutto il mese di febbraio. Va bene, va bene. Esatto, no, speriamo di no. No, esageravo. Vorrebbe dire che qualcosa non funziona, qualcosa non quadra. Allora, bene Bernardo, dall'area ex Tripkovic ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin, abbiamo una telefonata in attesa, ascoltiamola prima della pubblicità. Buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno a Gabriele Cinquepalmi. Buongiorno signora. Allora Nivea, sì. Allora io volevo dire, proprio non se ne può più. L'altro giorno c'era una consigliera circoscrizionale della 4ª circoscrizione, Lissa Russo, ha detto che le zone rosse danno una percezione di sicurezza. Io rispondo che è meglio avere una percezione di sicurezza che una, come dicevano tutti della sinistra, percezione di insicurezza, perché è ora proprio di finirla. Loro si sentono padroni di Trieste. Perché? Perché la passano sempre liscia. Come diceva Cinquepalmi, vengono sorpresi, vengono messi dentro, poi dopo un po' in giornata escono nuovamente. E la chiusura dei locali è vietato bottiglie ed altro, non c'entra la sera. Sono al mattino. Io l'altro giorno passavo per Barriera, davanti dove c'era Lupin, dove c'era il cinema al tempo mio, ecco, c'è una pensilina della Cegas e dei trasporti pubblici, era seduto con una bottiglia di birra Moretti, ho letto anche, di 1 litro vicino. Ho visto 2 personaggi extracomunitari, perché non capisco cosa parlano, non riuscivano neanche a parlare. Avevano proprio in via Carducci, davanti a dove c'era Godina,
non riuscivano a parlare, ma il peggio non è questo, il peggio è che fra loro due c'era un bambino di 5-6 anni con un monopattino e questi non riuscivano neanche a stare in piedi. Tutto questo al mattino, non alla sera. Eccolo. Per cui non so cosa dobbiamo fare. Come ha detto quella signora, si potrebbe fare il giustiziere della notte, fare veramente come faceva Charles Bronson in quel film, perché qui non se ne può più, non per la nostra sicurezza, ma per la sicurezza dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché così non si può andare avanti. Grazie. Grazie signora. Allora torneremo su questo dopo la pubblicità, siamo un po' in ritardo, ma ne riparleremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:37 minuti di mercoledì 5 febbraio. Abbiamo una telefonata, stiamo parlando soprattutto del tema sicurezza in città. Buongiorno. Ecco, sì, buongiorno, finalmente. Prego. Vi ho perso 2 volte. Allora, brevemente il discorso è questo, no? Cioè, questo paese purtroppo ha il cancro e con il cancro non serve più la chemio, bisogna estirpare, bisogna rimuovere. Bisogna fare in maniera che chi viene preso, che vende la droga, viene messo dentro, fare in qualche maniera, evidentemente i carceri sono troppo pieni, ma chi se ne frega? Cioè se questo delinque deve morire in carcere. Poi abbiamo gli avvocatucci che prendono 100, 200, 300 euro all'ora, che vogliono farsi belli, e che poi vanno nella ZTL, che sono i primi che arrivano e dicono ah no, poverino, e riducono le pene. In aggiunta direi questo, che quello che viene preso in automobile, che è drogato, quello va dentro come quello che ha venduto la droga. Mi faccio dire da quello che è stato preso in automobile con i controlli, dove hai preso la droga? Andiamo a prenderlo, facciamo in maniera che tutti e due vanno dentro. Negli Stati Uniti, se lei dà da bere a qualcuno, io sono padrone del bar, e quello che l'avventore beve, va fuori, fa un incidente, andiamo dentro, io che ho fatto l'incidente è quello del bar. Per cui c'è poco da continuare a dire ma sì, poverini un corno, cioè basta. Quante volte abbiamo bisogno di vedere quello che succede, ma non dico solamente a Trieste, che perderà l'interesse o l'attrazione turistica se queste cose vanno avanti così, la perde di sicuro. Allora dico, che cosa avete bisogno? Che cosa abbiamo bisogno ancora? Cioè, questa è una guerra, non è che perché Trump, non Trump, chi se ne frega di Trump o non Trump, c'è una guerra, ci sono i delinquenti, mandiamo i militari, ma non così a dirgli caro, a dargli randellate sulla testa. Cosa dobbiamo fare? Rastrellamenti? Come facevamo una volta? Non penso, siamo in quella situazione culturale, ma non possiamo accettare che questi piano piano entrino dentro come cimici a corromperci, a portarci via quello che abbiamo costruito con tutte le guerre di indipendenza che abbiamo fatto, di liberazione. Cioè è un punto muto, bisogna fare in maniera di bloccare queste situazioni, bloccarle, estirpare con tutti gli elementi della legge. E chi mi viene a dire avete liberato il libico, sì, ma quanti delinquenti che hanno fatto saltare, hanno ammazzato delinquenti rossi di lotta continua e compagnia bella, che hanno ammazzato i giudici eccetera, e sono liberi in Francia, liberi in Guatemala, fanno la loro vita, e questi altri con la toga rossa, tutti i Schlein e compagnia bella, non dicono niente. Andiamo a prendere quelli prima di tutto. Poverino, questo è stato mandato, no, poverino, cioè questo è stato mandato via, questo è stato portato via con un aereo dello Stato. Ma quelli che si fanno vedere in giro per Parigi, che hanno ammazzato i giudici, cosa facciamo di quelli? Niente. È ora di finirla. Grazie. Grazie. L'analisi del telespettatore la approvo pienamente, cioè, do ragione su tutto. Noi stiamo vivendo in un periodo dove siamo diventati troppo garantisti e si vive di solo diritti. Tutti hanno il diritto di qualcosa. Non ci sono i doveri, non c'è ormai i doveri, cioè io ho il diritto della casa, il diritto della famiglia, il diritto dello studio, però non ho il dovere di lavorare e mantenere queste cose.
Cioè, e allora pensiamo prima ai doveri e poi i diritti arrivano. Però se uno non riesce a capire che ci sono dei doveri, il dovere al lavoro, prima cosa, il dovere pagare le tasse, il dovere rendere conto alla famiglia di quello che si fa, il dovere del vicinato, perché noi abbiamo anche un dovere verso i nostri vicini, aiutarli, dare una mano. Cioè, oggi come oggi si ha solo diritti. Pensiamo a quello che era successo dei 2 ragazzi che sono scappati con lo scooter, il ragazzo è morto e sono stati indagati i carabinieri. Cioè, l'unico indagato deve essere l'autista dello scooter. L'unico che deve pagare per omicidio è l'autista dello scooter. Si sono levati scudi da parte della sinistra contro le forze dell'ordine. Sì, adesso gli vogliono dare gli scudi. Ma che scudo? Ma di cosa sta parlando? Ma cosa stanno parlando? Allora, noi vogliamo dare gli scudi agli agenti. Sì, diamo uno scudo penale agli agenti. Ok, ma questi fino ad oggi hanno dato lo scudo penale ai delinquenti. Ma ci rendiamo conto di questo? Abbiamo capito che ormai dopo 8 anni che la ricetta era sbagliata? O dobbiamo continuare a mangiare sta roba che ci troviamo in piatto? C'è da dire che poi anche il telespettatore, quando comunque arriva all'idea di dover schierare l'esercito, creare anche una situazione di controllo poco più severa, opinione sua per amor del cielo, rappresenta un po' una sconfitta dello Stato, il dover eseguire rastrellamenti, che chiamiamoli come vogliamo, spedizioni di pulizia delle piazze in maniera massiccia, cioè giusto o sbagliato che sia, non entro in merito, sicuramente è una sconfitta. È una sconfitta, è quello che ho appena detto appunto, la ricetta fino ad oggi è stata sbagliata. Cioè troppo buonismo. Troppo buonismo, troppo garantismo, troppo dover fingere di essere buoni. A tutti i costi bisogna capire le problematiche, ma quello è venuto qua in Italia, ha violentato, ma perché nel paese loro andare a letto con una bambina di 13 anni è normale, allora anche qua bisogna capirli. Ma di cosa stiamo parlando? Ma capire cosa? Questi non hanno il minimo interesse di integrarsi nel tessuto sociale italiano, di produrre e aiutare la comunità. Che poi diceva lei, chi si è integrato non fa notizia. Chi si è integrato non fa notizia. Allora, i stessi miei colleghi, se io sono arrabbiato, loro sono più arrabbiati di me. Perché io ho persone che ormai addirittura hanno preso, dopo 20 e rotti anni a cittadinanza italiana, io monto in autobus e mi sento disagio, ma io sono qua da più di 20 anni. Perché viene, diciamo, etichettato come uno no? Parlano solo in italiano e il dialetto. Cioè, neanche non conoscono la lingua natale. Di cosa stiamo parlando? Allora, chi vuole integrarsi ha tutte le capacità e tutti i modi, anche perché oggi come oggi Trieste cerca lavoratori in tutti i settori. Sfido uno che mi dice non si trova lavoro, non è vero. Poi le chiederò una cosa che mi ha suscitato la telefonata del telespettatore, ma sentiamone un'altra e poi ho ancora tantissime mail. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Io volevo un po' smorzare così questo ambiente un po' di guerra questa mattina, perché sono anche 30 anni che sento questi discorsi purtroppo. No, volevo parlare un attimo, visto che ho visto il servizio di Paladin sui parcheggi, no? Sì. Io abito a Officina, volevo parlare appunto dell'educazione stradale che abbiamo noi. A Officina è stato spostato, è stato messo in moto finalmente questo tram, è stata spostata il capolinea della linea 2, autobus parlo. Che si trova davanti al parcheggio, davanti al bar Vatta, diciamo così, per intenderci. Okay. Allora, per consentire, rendiamoci conto, io è da tempo che dico, quando ci sarà la tolleranza zero sui parcheggi, sulle soste negli stalli degli autobus, allora cosa abbiamo a Officina? Una cosa abbastanza, però niente di grave naturalmente, abbiamo una pattuglia perennemente presente 12 ore al giorno davanti alla fermata dell'autobus 2, del capolinea 2 davanti di Guarda, perché altrimenti quell'autobus dovrebbe parcheggiare in mezzo alla carreggiata, strada, perché non c'è
uno stallo degli autobus libero in città. Allora questi due ragazzi, diciamo poliziotti, questi due agenti sono seduti 12 ore in macchina, qualche volta per il motore acceso naturalmente perché fa anche freddo, e cosa fanno? Niente, assolutamente, sono di guardia al parcheggio dell'auto. Abbastanza ridicolo mi sembra. Comunque è dovuto perché altrimenti quell'autobus non parcheggia mai. Certo. Ecco, tutto qua volevo, ho cambiato discorso. Sì. Tanto per... Grazie mille. Grazie. Beh, è una dinamica che abbiamo visto in tante zone della città. Però il signore ha detto che ormai è da 30 anni che sente queste storie, non credo che da 30 anni viviamo in questa situazione. Ecco, quindi non è... Diciamo che una volta Trieste era una città tranquilla quando c'erano tristini. Ecco, tutta questa confusione, tutte queste problematiche, tutti questi casini, cioè da pochi anni a sta parte, sempre peggio, e sarà peggio se non si decide di affrontare il problema alla radice. Leggo mail, vi porto la mia esperienza, marzo 2023, 17:50, uscita dalla biglietteria ferroviaria, ho subito un tentativo di aggressione da parte di un extracomunitario clandestino. Per pochi secondi sono riuscito a chiudermi nella mia automobile mentre il personaggio mi batteva i pugni violentemente sul tetto e sul finestrino. Da quel giorno sono venuta in centro solo per urgenze, ma non frequento più nessun negozio cittadino. Per le mie necessità mi appoggio al centro commerciale Montedoro. Tutto questo per me è inconcepibile, scrive una telespettatrice. Altra mail, quelli che arrivano qui sono lasciati allo sbando dagli stessi buonisti che li fanno arrivare politica compiacente e sono preda della malavita dato che non hanno cosa mangiare e dove dormire. Sono disposti a spacciare, a rubare, dato che gira molta droga e diventano delinquenti anche se non vogliono. Buongiorno, pienamente d'accordo con l'ospite, ma finché la sinistra li accoglie dove andremo? A 60 anni giro con il peperoncino e mi auguro di non averne mai bisogno. Se mi dovesse capitare, ben venga. Buona giornata, Memolar con l'Ovovia. Buongiorno, volevo chiedere all'ospite in studio cosa intendono fare gli amici di Fratelli d'Italia per risolvere il problema della deindustrializzazione del territorio di Trieste. Ricordiamo che sabato mattina ci sarà una manifestazione proprio su questo argomento. Sono aperti tutti i vari tavoli per quanto riguarda, diciamo che più che altro bisognerebbe capire cosa stanno facendo i sindacati, oltre a far scioperi, a firmare contratti. Pensiamo che comunque i contratti di lavoro li hanno firmati le varie sigle sindacali. Ecco, quindi da una parte c'è le perdite delle industrie, ma insomma il gruppo di Fratelli d'Italia, ma non solo il gruppo di Fratelli d'Italia, sta cercando di portare avanti appunto tutti i vari tavoli, ma forse i sindacati dovrebbero stare un po' più tranquilli, ecco, non farsi vedere solo quando fanno notizia. Buongiorno, sono Barbara e le risulta che il tram era fermo ieri, fuori servizio. Buona giornata. No. Sarà stato il tram di contrappeso, che già più di qualcuno io l'ho diceva... visto di mattina che passava. Sì, poi non so tutto il giorno, non è che sono tutto il giorno a guardare il tram, però di mattina c'era poi, insomma. Perché qualcuno anche mi ha detto c'è già il tram fermo. Ma no, c'è la vettura in piazza Casali ferma, ma quella c'è scritto fuori servizio, è una di quelle che verrà riattivate quando si intenderà andare a pieno regime. Per adesso il servizio è ridotto, quindi ce ne sono una, forse due carrozze, forse due su tre, una sola, quindi quella ferma era già preventivato fosse ferma, diciamo così. Buongiorno, non serve parlare a vuoto quando non c'è prevenzione sui delinquenti, ne abbiamo preso uno e spedito a casa con l'aereo militare. Se questo è serio per uno Stato, chissà quante risate si sono fatti gli altri Stati. Il discorso dell'aereo militare è come lo rimandi a casa? In volo di linea? Sì. Cioè il discorso del volo di Stato è ovvio e logico. Questo deve essere così, non è che lo puoi mettere su un biglietto e prendere l'aereo a ronchi, lo imbarco con le altre persone. Di cosa stiamo parlando? Quindi il volo di Stato ci deve essere e per fortuna che c'era. Si è mandato via un delinquente, che però ad oggi risulta sono le denunce. Non c'è nessuna condanna definitiva. Ok? Su una persona che sul nostro territorio, nelle nostre carceri, avrebbe fatto ancora più danni. Ecco, quindi più interessi di Stato di questo non esiste. Tant'è vero che un giorno si sveglia un avvocato, scrive 4 righe e decide di denunciare il Presidente del Consiglio con i 2 ministri. E ci vengono a dire che è un atto dovuto. Ma di cosa stiamo parlando? E tutte le denunce fatte in periodo Covid
a Draghi, Conte, quelli non sono atti dovuti allora. Conte, Speranza. Conte, Speranza, quelle denunce sono state andate in prescrizione, ma che tanto erano irrilevanti. Due pesi, due misure. Ma dai, è ora di finirla, di paragonare, di parlare di questi casi. È stato mandato via un presunto terrorista, che si vuole dire quello che si vuole, e meno male. O vogliamo tenerlo qua in carcere nostro e magari che ci venga usata come pedina, che poi o viene rilasciato o ci mandano altri delinquenti? Quello deve tornare nel suo paese e restare nel suo paese assieme a tutti i delinquenti del suo paese. Perché già ricordiamo che già la sinistra ha fatto il primo danno con Gheddafi assieme alla Francia. Ecco, torniamo un po' indietro con gli anni. Andiamo avanti a fare gli stessi errori? Quindi parlare del voglio dello Stato, per me è sbagliato il voglio dello Stato al magistrato, al giudice. Quello è una spesa inutile. Anche perché una persona che prende una certa paga si può anche pagare la scorta, voglio dire, non è ok? Là forse c'è uno spreco, ma non c'è altra maniera per mandare via una persona, un delinquente che sia, via del proprio Stato con un voglio specifico. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a voi qua Sergio. Prego. Ecco, c'era l'altra volta il Roberti che ho fatto il solito discorso che faccio sempre, sono anche stufo di farlo, che queste zone rosse non servono a niente, abbiamo visto che non servono assolutamente a niente. E serve andare in giro con le pattuglie, 2-3 persone, e fermare tutte queste persone che io non conosco, che si vede che sono straniere, e domandare a loro il permesso di soggiorno e anche con i cercametalli andare a fare una visitina se hanno coltelli. Io penso che con questo sistema, e lo ridico perché sono sempre, Roberto l'altra volta ha detto non si può fare perché diventa uno stato di polizia. Ma come non si può fare? Ma per scardinare questi delinquenti bisogna fare di tutto e di più. Ma cosa parliamo? Anche mettiamo su l'esercito pur di riparare al danno che hanno fatto gli sinistri in questi anni. Basta, siamo stufi di questi problemi, di questi accoltellamenti, di droga, di tutto e di più. E poi dove vivono nei quartieri bisogna andare con i cani antidroga e si risolve il problema, non è che sia una cosa difficile. Questo potrebbe bastare. Chiudo e grazie a voi. Grazie. C'è una specifica probabilmente da fare riguardo alle zone rosse, nel senso che a dire zona rossa sembra che ci sia una transenna attorno a Piazza Garibaldi o cose così. Però faccio l'esempio di ieri. Il ragazzo ferito o i ragazzi che lo hanno aggredito, che non sappiamo l'etnia ma risultano essere stranieri, e visti gli episodi della piazza, visto cosa è successo, visto il fatto che hanno introdotto proprio le zone rosse lì, possiamo pensare che siano o medio orientali o dell'est Europa, indifferente. Probabilmente non sanno neanche che esistono delle zone rosse in città, non credo che guardino Tele4, si legano il piccolo alla mattina. La zona rossa non serve tanto per disincentivare quelle persone, serve per dare uno strumento alle forze dell'ordine, alla prefettura, alla magistratura, che quando può applicare queste regole può disporre di un DASPO, una misura più restrittiva. Quindi diciamo che la narrazione dice che la zona rossa non serve. Io non sto dicendo che serve o non serve, perché non ne ho veramente, anche devo essere onesto, un'idea chiara in mente. Sempre l'idea che qualsiasi cosa fatta in più serve. Però non è una misura, come dire, rivolta al cittadino, cioè vuole essere uno strumento di deterrenza per chi è già, come è stato detto, come è stato scritto dall'ordinanza prefettizia, segnalato, denunciato, in attesa di processo. La zona rossa permette di intervenire in quello serve poi diversa. Per poter dire, se prima diciamo, la passavi liscia, nel senso che te la cavavi con una denuncia a piede libero, oggi non è più così. Quindi, come dire, è uno strumento che poi deve, se applicato, e qui torniamo al punto iniziale, se applicato diventa utile per restringere le maglie delle sanzioni o comunque delle misure che può applicare la magistratura. Ma non è che
il cittadino che sta lì si deve sentire un peso in testa, se è una persona che non ha niente da tenere, questo il cittadino non cambia io che assolutamente passo in piazza Garibaldi e che fino ad oggi, almeno fino alle 8:56 di oggi, ho la fedina penale pulita, non devo temere niente, questo è il senso, no, della misura. Poi utile o non utile, giusta o non giusta, queste sono opinioni personali che secondo me qualsiasi cosa che viene fatta in più serve, perché è qualcosa, appunto, un'aggiunta. Dopodiché, come ha detto anche il telespettatore, come ho fatto presente io anche prima, bisognerebbe intervenire anche con le unità cinofile, perché sono le uniche forze, l'unica maniera che veramente garantisce anche una prevenzione. Perché il cane, innanzitutto, nessuno poi può dire che il cane è razzista se poi va addosso una persona o meno. Il cane è totalmente neutro su qualsiasi cosa, solamente sulla molecola che lui deve individuare. Quindi se quella persona ha nella tasca o ha maneggiato determinate sostanze, il cane lo blocca. E quello può servire anche come deterrente e può anche prevenire, perché se io so che in quella zona o in quel rione ogni giorno passeggia l'unità cinofila col cane molecolare che deve trovare la droga, o ci sono addirittura certi cani che sentono le armi, altri cani che sentono addirittura i soldi, per far capire le potenzialità di questi animali, controllano il territorio, posso garantire che immediatamente si vede un cambiamento di rotta. Poi loro diranno, ma da piazza Garibaldi si spostano, ho capito, e non far niente? No, chiaro. Cioè, bisogna cercare di fare il più possibile. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Ringrazio anche la signora Nivea che finalmente dice le cose che da anni dicevo io. Allora, il cavallo di Troia non vi ha insegnato niente. Più arrivano e peggio è per noi. E poi dopo un'altra cosa. Quando è stata fatta l'anniversario della Risiera, sono stati lì col metal detector. Allora ci sono i metal detector, c'è la volontà di fermare questi, c'è la volontà di tutelare i loro deretani a queste alte sfere. Ma per il popolo non c'è. Lei, signor Cinque Palmi, ho sentito prima il signor Marchesis che era disponibile. Perché non andate, visto che siete i rappresentanti della popolazione, dei cittadini, andate dal prefetto, dal questore a vedere il perché non mettono i metal detector, il perché le guardie, le forze dell'ordine non arrestano quelli che hanno i coltelli. Perché mandarli tutti questi qui dal questore sarebbe un'invasione che mai davanti alla questura, che il questore dovrà o dimettersi o fa le cose per bene e li manda via. E altrimenti star fermo lì. Io dico una cosa, vuole andare lei dopo finita la trasmissione con Marchesi dal questore e dal prefetto o no? O rimangono solo chiacchiere, quello che abbiamo sentito oggi? Grazie, mandi. La lascio rispondere. Io quello che faccio lo faccio già senza il signor Marchesic, che proprio non ho niente a che vedere con lui. Io già personalmente, insieme a qualcun altro, insomma, facciamo dei giri anche nei rioni, dei giri serali, dove appunto parliamo con le persone, già siamo a colloquio con la prefettura, con il questore. Non è che aspetto il signor Marco, grazie dell'invito, comunque per l'amor di Dio ogni cosa in più è sempre utile, però sono cose che già faccio e non mi piace neanche raccontarlo, nel senso non è che sono qua a fare il Batman di turno e dire faccio questo, faccio quest'altro, anche perché in teoria non è una cosa che deve fare il cittadino. Non è che adesso io assieme a altri 5, 6, 10 concittadini dobbiamo andare in piazza Garibaldi a fare i controllori, perché se succede qualcosa, poi siamo a noi ci arrestano, noi siamo indagati perché soprattutto esponenti anche di un partito di destra, guai finisce cade il mondo a terra.
Ecco, quindi insomma bisogna anche stare un po' attenti, anche perché ognuno poi si assume le proprie responsabilità. Ecco, dopo nulla toglie che si faccia quello che si sta già facendo assieme ad altre persone, si va a parlare con la gente, si va a fare una camminata, si tiene d'occhio certi posti, ecco, a prescindere dall'invito dei Marquesic. Grazie a Gabriele Cinquepalmi che è stato con noi questa mattina in questa ora che fondamentalmente è volata. Sì. Le tante telefonate e le tante mail. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buongiorno a tutti quanti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco saremo in compagnia di Zeno Saracino, che è giornalista e docente, che ci parlerà della storia dell'ex Hotel Obelisco. Ci vediamo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, cambiamo decisamente tono della discussione, di argomento, siamo in compagnia di Zeno Saracino, giornalista e docente, esperto di storia e cultura triestina, ben ritrovato. Grazie, è sempre un piacere. Oggi parliamo, l'ho anticipato, prevalentemente, non soltanto però, della storia dell'ex Hotel Obelisco. Noi di Tele4 abbiamo realizzato un piccolo tour all'interno della struttura qualche settimana fa in compagnia dell'imprenditore Vincenzo Settimo, che ha preso proprio l'ex hotel e ha avviato una riqualificazione dell'intera struttura, che tornerà ad essere un albergo a 4 stelle con l'ampio parco che in parte è stato già rimaneggiato, visto che è stata bonificata l'area che era piena di rifiuti e di vegetazione incolta, e quindi vivrà di una nuova vita. Ma torniamo qualche passo indietro, perché ha avuto, mi pare di aver capito Saracino, io avevo dato una letta veloce proprio un suo articolo, ha avuto più sventure che fortune questo hotel. L'Hotel Obelisco ha avuto un trascorso abbastanza fortunato nell'Ottocento, dopo è andato via via declinando nel corso dell'ultimo secolo. In realtà, se vogliamo comprendere l'utilità, anche il ruolo dell'Hotel Obelisco, occorre analizzare la situazione complessiva, la posizione. Sì. Perché in realtà, come dice anche il nome, Hotel Obelisco si colloca in una posizione che rappresenta la prima prospettiva, il primo panorama su Trieste. Nel corso del Settecento, quando Trieste nasce, cresce, si sviluppa, diventa una grande città-porto, iniziano a giungere i primi resoconti, i primi diari di viaggio, le prime trascrizioni che in precedenza erano assenti. Abbiamo, se vogliamo utilizzare un termine moderno, i primi turisti a Trieste, che sono essenzialmente inglesi, francesi, tedeschi, soprattutto ricordiamo il viaggio a Roma di Goethe. Trieste rappresenta la prima città che ha sfumature mediterranee, la prima città che ha il mare, nel caso degli austriaci e dei tedeschi, o rappresenta al contrario l'ultima città nordica prima di discendere nella penisola, scoprire le meraviglie di Venezia, Firenze, Roma, similmente a quanto compiono tutt'oggi i turisti inglesi e americani. E in quest'ambito l'hotel si colloca proprio sul costone del Ciglione Carsico, dell'inizio di quello che è l'altopiano della zona di Opicina. E prima che venisse realizzato il collegamento ferroviario, prima dei moderni collegamenti stradali, dobbiamo immaginare che la stazione all'Obelisco, il punto di fermata presso il monumento, rappresentava o l'ultimo sguardo a Trieste per chi partiva dalla città, o al contrario rappresentava il primo sguardo che si offriva allo spettatore, al turista che giungeva nella città porto. Perché dall'alto dell'Hotel Obelisco è possibile spaziare e vedere chiaramente la planimetria, in generale l'aspetto di quella che era una Trieste in forte crescita tra fine Settecento e inizio Ottocento. E in tal senso il luogo si presentava come naturale punto di costruzione. Infatti, quali sono le origini dell'Hotel Obelisco? Sì. Dai dati accertati sappiamo che nel 1780 vi era una locanda, in parte osteria, per i viaggiatori che partivano da Trieste, dunque superavano la zona della dogana,
collocato oggigiorno in Piazza della Libertà, all'epoca Piazza del Macello, poi Piazza della Ferrovia, o al contrario rappresentava un'ultima fermata, un ultimo punto in cui riposarsi prima di discendere in città. Infatti vi sono alcune bellissime descrizioni del periodo, seconda metà del Settecento, prima metà dell'Ottocento, proprio di viaggiatori, specie dalla Germania o dall'Austria, che descrivono per la prima volta la fortissima emozione di vedere Trieste dall'alto e di vedere anche il mare, perché spesso per, ad esempio, tanti poeti, scrittori, viaggiatori tedeschi e austriaci rappresentava il primo sguardo sul mare, era una novità inedita. Vi è in tal senso la testimonianza del barone Filippo von Karlstein, che era un cadetto di Berlino, quindi proveniva dalla zona della Prussia, all'epoca non vi era ancora la Germania, ma vi era una confederazione di stati, che descrive proprio questa visione di Trieste dall'alto fermandosi presso la locanda, perché siamo nel 1813, quindi non vi era ancora l'Hotel Obelisco. La descrive come una meravigliosa visione e in particolare vi è questa immagine molto enfatica, molto suggestiva, in cui guardando il golfo di Trieste gli ricorda una mano e questa mano ha un gioiello, un anello, e questo anello d'oro è la città di Trieste, quindi la città di Trieste come gioiello istoriato che si presenta allo sguardo del visitatore. Su un elemento meno enfatico compie nell'occasione anche quella che oggigiorno verrebbe definita una recensione della locanda, perché afferma che chiede il caffè con il latte, ma la proprietaria risponde in modo sgraziato, molto scorbutico, e in ciò comprende anche di essere giunto a Trieste, che non ha latte, quindi vi è solo caffè. Chiede del burro con del pane, ma anche stavolta gli rispondono che qui non c'è burro, c'è solo olio, per cui lui ne trae questa comparazione. Sta entrando dal paese del burro, cioè l'Austria, la Germania, la tradizione nordica, al paese dell'olio, c'è un paese mediterraneo, non ne trae questa conseguenza, non si offende per il comportamento che riceve. E in tal senso quindi vede in questa locanda che vi era all'epoca un punto di passaggio tra nord e sud, tra tradizioni nordiche e tradizioni mediterranee. Successivamente la locanda venne riconvertita, si evolvette tra il 1840 e il 1850 e fu una trasformazione naturale, un'evoluzione che era possibile immaginare, perché naturalmente chi percorreva questo tragitto, chi giungeva presso la locanda e in generale presso la zona dell'Obelisco, essendo una delle principali strade commerciali, specie per giungere a Lubiana e successivamente a Vienna, non vi erano solo i viaggiatori o naturalmente i mercanti, i commercianti, ma vi era anche il servizio postale. Perché naturalmente siamo in una fase precedente all'avvento della ferrovia, per cui qual è la naturale evoluzione della locanda? Trasformarsi in una stazione delle poste. Una stazione delle poste che doveva essere di grandi dimensioni, perché poteva ospitare fino a 100 cavalli, per cui dobbiamo immaginare in parte locanda, in parte albergo, in parte stalla, presso cui coloro che giungevano ad esempio dall'entroterra carsico, ancor più austriaco, potevano cambiare i cavalli e procedere verso Trieste o riposarsi per qualche ora dal viaggio. In tal senso quindi stazione delle poste e successivamente dal 1870, precisamente dal 1873, come vedete anche dalla foto, abbia una trasformazione nel Grand Hotel Obelisco, che forse è la connotazione che maggiormente è rimasta all'hotel, anche perché ha conservato tutt'oggi in parte la facciata. Allora, fra poco dovremo andare in pubblicità, poi ne raccontiamo magari anche quelli che sono state i successi o le sventure imprenditoriali da un punto di vista... più sventure che successi. Sì, l'abbiamo premesso purtroppo. E vedremo poi una carrellata di immagini realizzate proprio poche settimane fa che testimoniano l'attuale situazione dell'hotel comparata a quelle foto che avete già visto che invece ne mostravano la sua
comunque magnificenza esterna soprattutto, Certo. perché aveva una facciata piuttosto importante che cappeggiava sulla zona di Opicina, soprattutto all'arrivo da quella che oggi si chiama Strada Nuova per Opicina. Pubblicità e torniamo tra poco. In diretta con Zeno Saracino, nostro ospite questa mattina, sulle tracce dell'ex Hotel Obelisco e del momento in cui ha avuto probabilmente il suo apice. Quali sono stati gli anni del suo massimo splendore? Dico splendore per farci capire. Tracciare un periodo preciso, perché naturalmente si dovrebbe confrontare quelli che erano i dati di affluenza, eccetera, però sicuramente tra il 1870 e il 1890 si colloca un periodo particolarmente felice come hotel, poi conoscerà successive evoluzioni che approfondiremo, e questo però è una risposta che potrebbero dare forse più i telespettatori che hanno vissuto quegli anni. Quando venne riconvertito nel grande park Hotel Obelisco ad opera di Gaia Aulenti tra il 1970 e il 1980 vi fu sicuramente un periodo di grande fioritura, di grande sviluppo, proprio come albergo moderno, dotato di tutti i possibili accessori. In quest'ambito, come mai la trasformazione in Hotel Obelisco? Dopotutto la stazione delle Poste funzionava bene. In realtà la stazione conosce una brusca flessione nel giro di pochi anni, quello che oggigiorno definiremmo il fatturato della stazione scende con grande rapidità, in quanto nel 1857 era stato realizzato il collegamento ferroviario Trieste-Vienna. Naturalmente, come trasportiamo la posta, vi è finalmente un collegamento ferroviario rapido, efficiente, la cosiddetta ferrovia delle Alpi, che poi è raggiunta la ferrovia del Carso, aveva trovato l'acqua dell'acquedotto di Aurisina, aveva completato l'ultimo tracciato e conseguenza della quale viene anche costruito il Porto Vecchio. E questa trasformazione, questa rivoluzione investe anche la stazione delle Poste, che non ha più senso di esistere come parte di quello che era il sistema postale dell'impero austriaco. E in tal senso, pertanto, abbiamo la riconversione a Hotel Obelisco, che proprio nel 1873, quando nacque ufficialmente, ebbe la sua, in un certo senso, il suo ospite più prestigioso, che era Richard Barton. Magari dopo parliamo anche di lui con un dettaglio specifico. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Sergio. Prego. Quel che il signor Gadito ultimamente, le ultime parole, Gadito che veramente negli anni 970 era un gioiello. Mi ho fatto il pranzo di nozze nel 70, quando mi sono sposato, e posso dire veramente che era un ambiente sciccoso proprio, con tendaggi color, per i colori non sono tanto, ma con tendaggi pesanti, bellissimi, con camerieri in livrea, con un servizio veramente di altissimo livello. Dopodiché è andato a decadere tutto quanto, ma giustamente, come dice il signor, gli anni 70 del Novecento era veramente un gioiello. È stato un peccato di Dio che è stato lasciato in abbandono. Vi ringrazio. Grazie a lei, Sergio. Grazie per un'ulteriore conferma di quanto ci ha già detto Zeno Saracino, e poi certamente troveremo tra i telespettatori qualcun altro che negli anni 70, poi mi pare negli anni 80 è stato riqualificato per l'ultima volta, diciamo. Sì, negli anni 80 l'ultima fase prima della chiusura definitiva. Però il periodo di massima in cui viene pesantemente restaurato è proprio negli anni 70, sicuramente. Allora abbiamo anche pronto Gianluca Paladin, in realtà ci riporta ad argomenti differenti da quelli storici, culturali che investono l'ex Hotel Obelisco e le persone che lo hanno frequentato, fra quelle menzionate e più famose. Gianluca, torniamo da te, da Piazza Garibaldi. Buongiorno.
Esatto Bernardo, buongiorno e anche al tuo ospite. Sì, perché qui non c'è un clima sereno, perché abbiamo appena fatto delle interviste ai commercianti che ogni giorno lavorano qui e ne vedono di tutti i colori dalla mattina alla sera, e c'è molta preoccupazione dopo il fatto grave di ieri, l'accoltellamento di questo ragazzo straniero, un vero e proprio agguato a 2 passi da dove siamo noi, vicino a un bar. Ecco, qui c'è il tema della paura dei residenti e dei commercianti che lavorano ogni giorno. Sentiremo l'intervista del nostro telegiornale di Tele4 delle 13:20 mi sa che queste zone rosse non stanno funzionando granché, è questo un po' il senso di quello che stiamo raccogliendo. I commercianti lamentano una situazione che sta diventando veramente insostenibile, perché poi dicono siamo noi a rimetterci, perché la signora anziana che è abituata magari a fare le piccole compere qua sotto casa, ma anche altre persone che vengono qui per il mercatino eccetera, magari cambiano strada dopo gli episodi di cronaca che vengono raccontati e di conseguenza perdono clienti, commercianti che sono qua. Questo è un tema con un danno collaterale di quello che succede rispetto alla cronaca, visto che ieri non è altro che l'ennesima rissa, l'ennesimo episodio. Tra l'altro non era l'unico, perché a 2 passi qui largo Barriera ne andava in scena un'altra. Ecco, c'è molto di cui discutere, ma vedrete anche il nostro servizio del telegiornale delle 13:20, delle 19:30, dove sentiremo le voci di chi qua lavora e di chi è davvero stufo di quello che sta succedendo. Chiedono maggior controlli a tutte le ore, perché qui appena va via la polizia succede qualcosa. Insomma, lo abbiamo raccontato spesso anche noi. Così da Piazza Garibaldi, Bernardo, ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin su episodi che abbiamo trattato nella prima parte di trasmissione quest'oggi. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Sonia Corossi qua. Volevo chiedere al professor Saracino, quella targa in bronzo che era un ricordo che è passato all'albergo Richard Barton, era posta all'ingresso laterale dell'albergo, quella stradina che va su verso verso il campeggio. Il campeggio. Chissà se è stata recuperata o non è più stata ritrovata. Ok, ora le lasciamo rispondere direttamente da lui, grazie. Sì, tante grazie, buona giornata. Grazie a lei, grazie. Che fine ha fatto questa targa, Saracino? Sì, è una buona osservazione, perché ne volevo anche trattare, perché ha anticipato, perché nel 1973, per chi non conosce le vicende, 1873, nell'Ottocento Richard Barton giunge per la prima volta all'Hotel L'Obelisco. Un secolo dopo la RAS, che si occupò del recupero del complesso, la riunione adriatica di sicurezza, nell'8 ottobre 1963 pose una bella targa in bronzo dove si ricordava Richard Barton, anche con un'effigie, un bassorilievo. La targa, vi è un'unica foto, almeno questa è l'unica che ho trovato, che è presente su un sito di appassionati di Barton, Bartoniana. Però viene smarrita negli anni 90, quindi io ritengo sia stata sottratta, insomma rubata, nelle fasi di abbandono che hanno investito il complesso. Naturalmente se invece la targa era stata recuperata prima della chiusura o è in possesso di qualche legittimo proprietario, ne saremo molto felici, ma io ritengo che abbia avuto la fine che hanno targhe, cimeli, strutture che si possono rimuovere, perché naturalmente non è più presente all'Hotel Obelisco. Vediamo se la recupero. Può essere questa, Saracino? Allora la facciamo vedere, grazie Dovrebbe essere questa, di Guido Indri in regia. In questo edificio, un tempo stazione di posta che per secoli offrì ai viaggiatori la prima visione della città e del Golfo, Sir Richard Francis Barton, filologo, esploratore, archeologo, console di Sua Maestà Britannica a Trieste dal 1872 al 1890, condusse a termine la magistrale traduzione direttamente dall'arabo in inglese delle Mille e una notte, la prima integrale in una lingua europea. Poi c'è ancora una scritta sotto che però non riesco a decifrare perché è un po' scura. Sarà probabilmente nel centenario del suo insediamento la RAS, sì, la RAS, non riesco a leggere, aspetta un attimo, provo a zoomare.
che vi è quest'unica foto. Non riesco a capire quest'ultima frase, scusate, ma... Può essere che qualche privato abbia la foto della targa, o anche forse la telespettatrice l'aveva fotografata, però questa è l'unica foto che circola online di questa targa che io sappia non è più presente, no? Per cui è stata probabilmente sottratta, come spesso succede. Sottratta o distrutta? Ma è una targa in bronzo massiccio, per cui non ci vuole solo un colpo di manico di scopa che vi sia ragione per distruggerla. Certo, riflette anche questa attenzione nei confronti di Barton che aveva la città negli anni 70. Importante per questo. Sarebbe anche da sottolineare nel recupero, perché potrebbe giocare un suo ruolo, pensiamo ad esempio al turismo inglese e britannico, certo. Percorsi di Barton, percorsi di Joyce, come vi sono i joyciani, vi sono anche i bartoniani. Non vi è un vero museo dedicato a Barton in Inghilterra, vi sono musei amatoriali, pertanto potrebbe giocare un suo ruolo. Sono contento che la telespettatrice abbia portato l'esempio della targa, perché è uno smarrimento doloroso, secondo me. L'avevo interrotta al fine dell'Ottocento, per quanto riguarda quella che era il suo momento, uno dei suoi momenti più... Sì, 1873, 1880, 1890 l'hotel L'Obelisco funziona particolarmente bene. Poi arriva la ferrovia. Poi sì, la ferrovia era già arrivata, nel 1857. Da posta è diventato hotel. Esatto, l'hotel L'Obelisco poi ha una fase di flessione verso la fine dell'Ottocento e abbiamo successive riconversioni. Dapprima, 1889, venne acquistato come possibile luogo, e questo anticipa alcune idee che giungeranno invece nel 1990, quindi nel 1890 vengono anticipate idee dell'ultimo decennio, dell'ultimo secolo, in un certo senso, sì. Perché viene acquistato dal Lloyd austriaco come possibile residence, come possibile luogo di riposo per quelli che erano gli impiegati in pensione. Questa idea iniziale, come succederà nel 1990, viene abbandonata. Anche 100 anni dopo vi fu questa idea di quella che oggigiorno avrebbe definito una casa di riposo, e successivamente abbiamo un breve periodo come albergo hotel, dove vi era uno spaccio, cito dall'epoca, di bibite spiritose, quindi di bevande ad alto contenuto alcolico. E infine, inizio Novecento, vi è una trasformazione che rimane fino all'avvento della Prima Guerra Mondiale, che è molto interessante perché si connette con la storia medica della città. La storia medica della città? Esatto, con la storia, se vogliamo, ospedaliera. Via Rossetti, se avete presente, oggigiorno è pesantemente urbanizzata, ma all'epoca era la via delle ville di Trieste. E saliva nella campagna, per cui vi era anche aria pura, vi era in generale un'atmosfera rurale. Ed è in quella zona che a fine Ottocento viene costruito il sanatorio triestino, proprio perché vi è questo ragionamento: va bene, non siamo in montagna, non è la montagna incantata di Mann, però comunque siamo in un rione a una certa altitudine, no? E sull'esempio del sanatorio triestino, che aveva avuto grande successo, si pensa, l'hotel non sta funzionando molto bene, perché non pensiamo a una stazione climatica, a quella che oggigiorno avrebbe definita una spa, un luogo dove comunque corroborarsi, dove guarire dopo una lunga malattia, dove trascorrere un periodo di convalescenza, all'hotel L'Obelisco, no? Siamo sul Ciglione Carsico, vi è un magnifico panorama, vengono decantate all'epoca quelle che sono arie cariche anche degli odori dei pini neri, quindi odori di resina, scorre la bora potente, vi è la possibilità di rinfrancarsi, per cui viene trasformata non in un sanatorio vero e proprio, ma in una stazione climatica definita con notevole ottimismo la Svizzera dell'Adriatico. Ci si è spinti. È un po'... però naturalmente dobbiamo considerare all'epoca che vi erano tanti viaggiatori che viaggiavano poco, per cui non avevano modo di raggiungere effettivamente i grandi sanatori in Svizzera o sulle Alpi. Vi erano tanti viaggiatori austriaci per i quali Trieste rappresentava forse la città più lontana presso cui potevano recarsi.
la città anche dalla quale affacciarsi a vedere il mare. E in tal senso la stazione climatica, ad esempio, era rivolta a pazienti tubercolotici, a pazienti che soffrivano malattie respiratorie, a persone che stavano recuperando dopo una malattia che aveva lasciati indeboliti nell'animo. Veniva declamate all'epoca 100 nuove stanze, quindi una struttura di grandi dimensioni, acqua di Aurisina, definita acqua di qualità, dall'acquedotto, e infine anche un medico specializzato proprio per gli ospiti presenti. Le leggo una mail. Buongiorno, posso porre una domanda in merito all'Hotel Obelisco? Sul retro o nelle immediate vicinanze si trovava un centro sportivo con piscine e campi di tennis. Facevano in qualche modo parte del complesso originale o sono stati costruiti in seguito? Grazie della risposta, ci scrive Piero. Certo, nella parte retrostante all'hotel nel 1915, ormai siamo proprio nella prima guerra mondiale, siamo agli ultimi spasmi della Belle Époque, vennero costruiti alcuni campi da pattinaggio e alcuni campi per le attività sportive, quindi ancora sotto l'Austria. Poi successivamente l'hotel venne più e più volte rimaneggiato, ampliato, conobbe continue vicissitudini tra gli anni 30 e gli anni 50, e la maggior parte dei campi che sono oggigiorno presenti sono stati costruiti negli anni 70, quando si costruì il grande complesso del Park Hotel Obelisco, ad opera di Gae Aulenti. In realtà, se è stato studiato l'Hotel Obelisco, è stato ancora poco studiato l'hotel realizzato dalla RAS, perché la RAS investì diversi milioni di lire dell'epoca negli anni 70 per costruire il complesso. E in tal senso anche tutto l'apparato di campi sportivi, di piscine, se non erro perché non conosco appieno il progetto degli anni 70, presenti nella zona retrostante, risalgono a quell'epoca. Ok, dobbiamo fermarci nuovamente per la pubblicità, l'ultima di questa mattina, ci rivedremo tra qualche minuto. Bene, ancora in vostra compagnia fino alle 10 con Zeno Saracino, docente e giornalista, che ci stava raccontando della parte finale dell'Ottocento e di quella che è stata la fortuna e poi anche la sventura dell'ex Hotel Obelisco. Certo, in quest'ambito avevamo visto la sua trasformazione, stazione delle poste, poi Hotel L'Obelisco, che forse è il nome che è rimasto maggiormente in voga. Poi complice anche un ulteriore elemento che oggigiorno è d'attualità, abbiamo ritorni e controritorni, perché naturalmente l'idea della stazione climatica ebbe successo anche perché nel frattempo alla ferrovia si è raggiunto un ulteriore mezzo, nel 1903, tram di Opicina, che naturalmente il tram di Opicina lo si vede chiarissimamente nelle foto, passava proprio sotto l'Hotel Obelisco, per cui garantiva anche un flusso di persone, un collegamento molto più rapido, molto più efficiente. Da questa foto che adesso vi mostriamo lo si evince in maniera piuttosto plateale, come si vede proprio l'hotel e il tram che passa davanti. Un grande Hotel Obelisco, vedete bene proprio il collegamento diretto che è fondamentale. Scritto alla francese, Obelisco, E in questo caso sì, a volte lo si trova il Grande Hotel Obelisco, a volte anche con la dicitura francese che in realtà è maggiormente diffusa. Sono scelte estetiche, di marketing. Consideriamo che nell'Ottocento in realtà era più frequente che la persona conoscesse il francese, questa è caratteristica anche del Settecento, rispetto all'inglese. Nel senso il francese era lingua franca alla pari dell'inglese e vi era un certo gusto che proveniva da Parigi, come oggigiorno siamo suggestionati da alcuni influssi americani, all'epoca vi era un certo influsso della cultura, del gusto francese, seppure con elementi abbastanza superficiali. In questo caso l'hotel, albergo, stazione climatica, essenzialmente mantiene questa funzione di hotel e sopravvive alla prima e alla seconda guerra mondiale e poi conosce l'ultima grande trasformazione negli anni 70 con il progetto di Gae Aulenti, che in realtà è stato studiato viene studiato tutt'oggi dagli architetti perché rappresenta un complesso di grandi dimensioni che conserva l'edificio originario in cui soggiornò Barton,
ma ne amplia grandissimamente il retroterra, con un parco anche molto vasto. E nell'occasione volevo ricordare, che oggigiorno viene sottovalutato, quale fu l'operazione che costò maggiormente alla RAS quando ristrutturò l'albergo. Naturalmente vi furono fondi ingenti per i parchi, per i campi da pattinaggio, da tennis, eccetera, però in realtà quello che costò più di tutto fu il sottopassaggio, perché il sottopassaggio fu realizzato con fondi della RAS e costò diversi milioni, che oggigiorno credo il sottopassaggio forse più rovinato in assoluto di Trieste, perché è una sorta di mostra dal vivo di graffiti triestini, però fu all'epoca lo sforzo maggiore, perché garantisce un collegamento diretto e permette anche di aggirare il tram e i collegamenti stradali. Il declino avvenne poi dagli anni '80, dopo un periodo di grandi feste, in particolare vengono di solito ricordate le feste serali presso l'Hotel Obelisco, e a partire dagli anni '90 abbiamo diverse ipotesi di recupero che però cadono sostanzialmente nel vuoto, dapprima una forma di casa di riposo, di residence per la popolazione anziana, poi di grande albergo, e cambiano anche i residenti illegali, se vogliamo, perché negli anni '90 la situazione non era diversa da quella odierna. Di solito si rimproverava nelle cronache cittadine del periodo, nel 1990, come l'Hotel Obelisco fosse luogo di rifugio di tossicodipendenti, perché avevamo l'onda lunga della diffusione della droga negli anni '80, della droga pesante, mentre invece oggigiorno di solito è sede dei migranti della rotta balcanica, no? Almeno fino all'ultimo recupero in atto. In tal senso forse il ricordo dell'Hotel Obelisco rimane soprattutto legato a Richard Burton, credo. Volevo fare prima di parlare di Burton una domanda proprio legata al tram di Opicina. Quanto ha aiutato il mantenimento cioè la linea tranviaria al mantenimento di una sorta di nomea e anche di frequenza della struttura? Cioè ha dato un contributo il tram all'Hotel Obelisco oppure no? Sicuramente il tram, avendo questo collegamento rapido con Opicina, ha permesso la crescita dell'hotel, in particolare della sua trasformazione in stazione climatica a inizio Novecento, perché ricordiamo che il tram elettrico giunge, se ricordo bene, nel 1903, e ricordiamo che il tram come mezzo popolare, non come mezzo turistico, come mezzo utilizzato dai cittadini, era estremamente popolare fino agli anni '70, lo è anche tutt'oggi, però a livello anche di tempi di percorrenza, di frequenza, rappresentava un'alternativa molto valida anche negli anni '30 come negli anni '50. Considerate che negli anni '30 spesso la costruzione di nuovi quartieri cittadini veniva indelebilmente associata all'inserimento di una linea tranviaria o successivamente di una linea di filobus, quindi i due elementi andavano di pari passo, no? Un po' come le ferrovie nei territori inesplorati. Certo. Parliamo di Burton, la sua impronta anche su Trieste. Avevamo pensato che potevamo anche approfondire la figura di Burton, che definì, questa è stata una definizione molto famosa, l'Hotel Obelisco, la visuale che gli si prospettava, the finest view in the world, che non è un paragone da poco considerando quale vita avesse avuto Burton. Burton giunse a Trieste come destinazione che doveva essere temporanea, poi vi rimase per 20 anni, 1873-1890 è l'anno della morte. Aveva sposato Isabella Arundel, uno strano matrimonio, perché sapete che Richard Burton era un prodigioso poliglotta, un esploratore, un personaggio al di fuori della morale vittoriana, era anche quello che oggigiorno definiremmo un sessuologo, perché accanto alle Mille e una notte tradusse anche per la prima volta il Kama Sutra, ad esempio, e si sposò con Isabella Arundel, che era una cattolica inglese, secondo le descrizioni molto devota, molto fedele, e la famiglia di Isabel era particolarmente ricca e a seguito dell'uscita di Burton dall'esercito, che cancellò quasi 19 anni di carriera,
La famiglia manovrò quelle che erano le leve che aveva presso la City di Londra, presso le alte sfere della società britannica, e procurò un posto di console a Barton. Barton finora era stato un esploratore, uno scrittore, soprattutto un soldato, in tal senso è un uomo vittoriano, però non aveva avuto un impiego fisso, per cui non appena si sposò, naturalmente la famiglia si preoccupò di trovare dei mezzi di sostentamento. Dapprima fu console in alcune zone piuttosto sperdute. Il ruolo maggiormente di spicco di Barton come console fu a Damasco, che sarebbe stato un ruolo perfetto per una persona che, ricordiamo, aveva compiuto sotto finte spoglie il pellegrinaggio fino alla Mecca e alla Medina, fingendosi sceicco o in alcuni casi derviscio o comunque medico musulmano. Però a Damasco entrò in conflitto con le autorità locali, venne destituito e gli proposero come soluzione temporanea il consolato a Trieste. Che cosa si faceva a Trieste come console britannico? Sostanzialmente assai poco. Era considerato un impiego pubblico nel suo senso più stereotipato del termine, nel senso vi era poco lavoro, si doveva gestire i marinai britannici che transitavano nella zona. In questo caso vedete due foto piuttosto famose di Barton, sia la moglie, che comunque è un personaggio interessante perché pur essendo cattolica, molto devota, sicuramente l'esatto opposto di Barton, spesso lo accompagnava nei suoi viaggi e accettava anche di travestirsi, come lo stesso Barton amava molto i travestimenti, no? Sia i travestimenti ad esempio da indiano o i travestimenti da viaggiatore arabo, nelle terre dove sapeva, grazie alla sua conoscenza delle lingue, mescolarsi con grande abilità. Abbiamo questo elemento del camaleonte, dell'esploratore che si fonde completamente con le popolazioni locali. E in quest'ambito Barton, piuttosto giovane nella foto, 1863 si trasferisce a Trieste e l'hotel non fu mai un soggiorno fisso, stabile. Sostanzialmente lui ebbe diverse residenze a Trieste, ma si recava all'hotel L'Obelisco per lavorare. Era una sorta di luogo dove trovava la necessaria pace interiore. Ed è, come ricordava la targa, proprio presso l'hotel Obelisco che tradusse integralmente Le Mille e una notte, che fu la prima traduzione completa, integrale, in una lingua europea, anche con un ricco apparato di note che derivava dai suoi viaggi e dalla sua conoscenza del mondo arabo. E pertanto in questa occasione descrive anche abbastanza dettagliatamente l'hotel Obelisco. Ad esempio in questo caso abbiamo sia Isabel Arundel che ama Trieste e la definiva My much loved home, my beloved Trieste, quindi amava molto la città, e accanto a ciò abbiamo anche lo stesso Barton che più volte comunque rimarca elementi che trovava piacevoli a Trieste, specie questo amalgama di diverse comunità, questo elemento di più lingue, di una babele di dialetti, mentre invece non amava l'inverno triestino. La Bora magari. Esatto, è proprio centrato il punto, perché Barton più volte si lamenta non tanto della Bora, quanto piuttosto che all'epoca le strade erano solo parzialmente pavimentate. Okay. Abbiamo certo l'uso degli amati masegni, però avevamo ancora, specie le strade periferiche, che erano strade polverose, e naturalmente quando soffiava la Bora, questo è un elemento che abbiamo ormai scordato, si sollevavano ampi nuvoli, ampi vortici di polvere che rendeva la città effettivamente invivibile. Barton pertanto nei mesi invernali preferiva soggiornare altrove. Provarono i primi anni a soggiornare ad Abbazia, scoprirono che faceva ancora più freddo, però solitamente preferivano qualche soggiorno lungo le coste istriane. Ok, la interrompo solo perché abbiamo una telefonata, poi riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni. Buongiorno allo studio e al professore. Buongiorno. Volevo solo una piccola roba a dire, perché tutto sommato avevi già raccontato tutto del signor Barton proprio. Quando che si arriva qua il signor Barton, la prima casa che si andava ad abitare era il Palazzo Panfili, e dopo del Palazzo Panfili forse cambiò anche altre dimore,
per l'ultima dimora, è quella che è della casa che adesso si chiama The Economo, ma era Hepburn, di un inglese, e che si sta messa un poco a posto da un architetto, perché aveva messo tutte le colonne che prima non era. Questo volevo solo dire. E riguardo alla sua, lui gira addirittura tutta l'impero musulmano, diciamo, travestito, come ha detto giustamente il signor, parlando tutti i dialetti, che aveva una testa enorme, una persona forse la più eclatante che sia mai venuto a Trieste, per conto mio, di quel che goletto che so. Dopo che aveva una moglie piuttosto un pochettino così, ma che lui era un poco strano, perché Isabella, la sua moglie che si è morta, l'ha praticamente buttata in scovate, diciamo la triestina, come sempre che parlo mi, l'ha buttata in scovate un libro che l'aveva fatto, Il giardino incantato. Lui aveva scritto Il giardino incantato e sua moglie lo ha buttato via, la capisci? Un poco di perdita, però non era neanche contento tanto di essere a Trieste, perché come che ha detto il professor, per tutte queste robe, ma soprattutto perché andava al teatro, e al teatro gli ciacolava tanto, gli ciacolava da fare di tutto, però del teatro bisogna fare un passo indietro, perché quando è nato il teatro nostro, ma non solo il nostro, ma il Teatro d'Italia, per esempio quel di Milano, esisteva queste piccole residenze di chi che comprava i palchi. Loro addirittura si metteva la tenda, lo metteva come che sarebbe a casa sua, e di là loro gli interessava poco niente, e andava a ciacolare avanti, invitava chi che voleva, così loro, se vedi, non si trova bene, ma comunque la parla egli era grande amico, se non sbaglio, di Biasoletto, un botanico, che andava a fare le camminate con lui, ma non solo con lui, ma anche con gli altri diciamo nobili, gente piuttosto studiata di Trieste. Adesso mi vi saluto e vi domando scusa delle mie monade che ho parlato. Ecco, grazie un saluto Gianni. E un grazie al signor dottor giornalista Saracino. Grazie Gianni. E a Tele4 anche, logico. Grazie sempre. Beh, insomma, una parentesi simpatica. Sì, signor Gianni ha già anticipato molti elementi che volevo toccare, ed è corretto, perché la moglie Isabel, alla morte di Barton, bruciò la sua traduzione del Giardino profumato, che era essenzialmente un trattato sessuale che Barton aveva tradotto, no? Per cui fu questa operazione compiuta per cercare di difendere quella che era la reputazione del marito, no? Però naturalmente perdemmo un lavoro piuttosto ingente da parte di Barton, un'opera di traduzione anche molto raffinata. E in quest'ambito i luoghi dove soggiornò Barton, che aveva accennato il signor Gianni, innanzitutto naturalmente il primo soggiorno fu all'Hotel de la Ville, oggigiorno sede di Fincantieri, accanto a Palazzo Carciotti. Successivamente trovarono un ampio alloggio, vi erano 27 stanze che comprendevano anche una cappella, un fumoir e diversi magazzini, diversi uffici, all'ultimo piano di un palazzo che è tutt'oggi esistente all'angolo di Piazza della Libertà. Piazza della Libertà numero 3 è il palazzo dove al piano terra vi è ad esempio quel negozietto di merce turca, molto in linea con Barton in un certo senso, e dove vi è anche un bar proprio di fronte all'area alberata. Okay. E lui abitava all'ultimo piano perché diceva: vi sono 120 scalini,
per cui non verrò infastidito da scocciatori perché devono percorrere tutti i 120 scalini, per cui sono difeso nei confronti di venditori ambulanti, curiosi, eccetera, perché era comunque una persona molto rinomata. Considerate che quando si trasferì a Trieste vi trasferì 8.000 libri della sua biblioteca e, se ricordo bene, 140 casse di cimeli accumulati durante le sue esplorazioni. E questo materiale trovò sistemazione definitiva presso Villa Economo, che fu il suo ultimo soggiorno, perché naturalmente man mano che passavano i decenni si accorse che lui stesso non riusciva a salire più i 120 scalini. È un'arma a doppio taglio. All'epoca non vi era l'ascensore. Ecco. La rampa di scale. E in questo caso si trasferì a Villa Economo, che fu l'ultima dimora, e ricordiamo, questo è un aneddoto per chi tra i telespettatori è amante di fantascienza, vi è un romanzo di fantascienza degli anni 70, Il fiume degli dei, dello scrittore Philip Joseph Farmer, che parte proprio da Trieste e viene descritta a Villa Economo perché parte con la morte di Richard Barton. Questo è un aneddoto per chi ama la fantascienza. In quest'ambito è corretto che erano una coppia bizzarra, come aveva osservato il signor Gianni, perché vi era anche un certo elemento di vanità, specie da parte di Barton negli ultimi anni, perché ormai anziani, ad esempio Barton continuava a tingersi i capelli di nero e anche i baffi, mentre invece la moglie continuava a utilizzare una parrucca bionda, anche se ormai era molto in avanti con gli anni. Però erano ben inseriti nel clima, nell'elite cittadina del periodo. Conoscevano Carlo Marchesetti, Muzio Tommasini, conoscevano i principali membri dell'elite liberal nazionale del periodo e naturalmente Barton conosceva, se ricordo bene, 24 lingue e una quindicina di dialetti. Era un prodigioso poliglotta. Vi è sempre questo elemento di Barton di profonda malinconia e di momenti di depressione che sfoga attraverso l'impegno nello studio. Quindi questa spinta nei confronti delle esplorazioni deriva anche da un temperamento, ma lo si vede anche un po' nelle foto, per quanto siano foto artistiche, emerge, specie nella profondità dello sguardo. Lui stesso descrive di avere periodi in cui ha profonde afflizioni, una profonda malinconia, per cercare di sfuggirle si rifugia sempre nell'esplorazione, nel lavoro o anche in questa continua ricerca di nuove identità, no? Per cui egli non finge di essere, ad esempio nel caso del pellegrinaggio alla Mecca, un medico musulmano, ma diventa un medico musulmano, no? Quindi vi è questo gioco di maschere molto interessante. Quindi aveva un grande spirito di adattamento. Certo, sì, vi è anche questo elemento di profonda inquietudine con Barton, no? Per cui questa spinta all'esplorazione è una spinta anche a cercare di sfuggire a questi momenti di depressione, di malinconia che è caratteristico di molti personaggi storici. Trieste come ricorda Barton? Questa è una domanda interessante, perché a mio parere andrebbe ricordato maggiormente. Comunque nel Museo della Letteratura, nel Letz, hanno dedicato anche un apposito spazio a Barton e credo che sia uno dei primi momenti, una delle prime volte in cui abbia uno spazio fisso. Dopo vi sono state mostre, vi è un itinerario bartoniano molto interessante, perché Barton aveva una vita a Trieste abbastanza abitudinaria, per cui è possibile ripercorrere la vita di Barton. Si svegliava verso le 4:30, 5 di mattina, quindi era una persona mattutina. Il consolato era presente dove vi è oggigiorno, vicino alla biblioteca Ortis, a quella che è Piazza Ortis, se avete presente dove vi è quel locale chiamato Ginger Tea Café. Certo. Ecco, il consolato inglese era proprio il numero civico precedente, anche se non è ricordato da una targa o da un apposito percorso. E quindi di solito si recava al consolato, a volte delegava il lavoro al consolato a un suo vice, che era Brock. In realtà
superati i primi anni, metà dello stipendio di Barton veniva dato al viceconsole affinché svolgesse il suo lavoro e lui fosse libero da ogni impegno. Ha trovato il modo per Esatto, svincolarsi. in questo modo, perché naturalmente un personaggio come Barton, che aveva esplorato le foci del Nilo, si annoiava a ascoltare vicende relative a marinai britannici ubriachi che salivano i triestini, era questo genere di faccende, certo. grandi scandali internazionali. Chiaro. C'era una politica estera così Dopo il marcata. successore di Brock, che ricevette lo stesso incarico, cioè metà dello stipendio di Barton in cambio di svolgere il ruolo di console, era stato anche l'insegnante di Italo Svevo prima che lo diventasse Joyce, quindi abbiamo un intreccio in tal senso molto interessante. E quale attività sportiva praticava Barton? Praticava scherma e nuoto. Questo è un elemento che non abbiamo trattato. Barton scrisse diversi trattati di scherma e di uso della baionetta ed era uno spadaccino molto abile, molto efficiente. Si allenava presso la sala di scherma di Baldassarre Reich, che era un vecchio spadaccino tedesco che viveva a Trieste nel periodo. Ed entrambi frequentavano uno dei bagni galleggianti che avevamo accennato in una delle puntate, il bagno Maria, che era proprio di fronte all'Hotel de la Ville, che veniva frequentato anche dalla moglie, Isabella Rundel, per cui anche questa moglie cattolica, spesso descritta come bigotta, comunque si recava ad esempio al bagno Maria assieme a Barton. Vi erano questi elementi anche di liberalità. Bene, questa che avete visto è la homepage di LETS, il Museo della Letteratura di Trieste, dove c'è una sezione dedicata a Richard Francis Barton. L'abbiamo fatta vedere anche per capire che esistono dei riferimenti, anche se abbiamo detto poco fa con il nostro ospite, non ci sono veri richiami a Richard Barton da un punto di vista, mi passi il termine, urbano. Non c'è una via, non c'è una piazza, non c'è una targa. Esatto, monumenti, targhe. Che io sappia non ricordo né vie né targhe intitolate, ma potrei sbagliarmi. Sapevo della targa all'Hotel Obelisco e certo si presta anche molto bene come itinerario. Bene, noi dobbiamo chiudere, sono già le 10, io ringrazio come sempre Zeno Saracino che è stato nostro ospite, una buona giornata e un buon lavoro. È sempre un piacere. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, un buon proseguimento di giornata, arrivederci.